Buongiorno a tutti, cominciamo con i soliti 5 minuti di ritardo questo webinar che come sapete è il terzo di un ciclo di 8, siamo quindi ancora lontani da arrivare alla metà di questa esperienza. Però anche oggi abbiamo un ottimo riscontro in termini di partecipanti e quindi ringraziamo tutti coloro che si collegano con questi eventi per la fiducia, insomma il tempo che ci dedicano e anche per la costanza, visto che abbiamo numeri che appunto si mantengono simili già per 3 appuntamenti consecutivi. Io faccio questo intervento introduttivo in qualità di moderatore e cercherò di rubare pochissimo tempo agli interventi dei relatori che, come potete vedere dal programma, oggi sono numerosi e questo naturalmente ci riempie di soddisfazione perché si tratta di interventi assolutamente tutti molto significativi e prima di presentarli singolarmente vorrei subito esprimere un po' l'idea che stava alla base del programma proposto per la giornata di oggi. Come vedete partiamo da un quadro ampio che è quello dei sistemi di relazione a livello comunitario per poi scendere o meglio declinare questo tipo di aspetti sulle fasi più operative che vengono poi descritte dai colleghi negli ultimi 3 interventi. Ecco, quindi questa giornata ha questo tipo di percorso, chi ha seguito anche gli altri webinar mi ha sentito dire che è una giornata a cui teniamo in modo particolare perché si parla di uno degli aspetti più innovativi e più promettenti nel campo dell'informazione geografica di questi ultimi anni, che è quello appunto dei satelliti per l'osservazione della Terra. E aggiungo soltanto una cosa, si parlerà di questi temi anche in altri webinar, in particolare in quello in cui si parla dell'osservazione della Terra per il monitoraggio del consumo di suolo, le carte di copertura e uso di suolo, e poi si parlerà invece di satelliti per il posizionamento, per il positioning, in occasione di un ulteriore webinar sempre all'interno di questo ciclo. Ma non vorrei rubare altro tempo, passerei a presentare tutti i relatori che oggi molto gentilmente hanno accettato il nostro invito di partecipare, di contribuire a questa iniziativa principalmente di informazione, di disseminazione. Tra l'altro questo è il primo degli 8 webinar in cui abbiamo molti collegamenti da remoto, i relatori stanno in posti diversi, anche fuori dall'Italia, naturalmente questo potrebbe comportarci qualche problema di ordine tecnico, speriamo di no, ma in ogni caso mi scuso già fino da questo momento sia con i relatori sia con le persone che si sono collegate per seguire il nostro racconto. Ecco, io vado per ordine, come potete vedere appunto dal programma. Il primo intervento è dell'ingegner Salvatore Pignataro, che ci racconterà delle politiche comunitarie sullo spazio, questo è il titolo dell'intervento. L'ingegner Pignataro l'Agenzia Spaziale Italiana ha un'ampia esperienza nei programmi spaziali nel campo dell'esplorazione dello spazio e attualmente è addetto alle questioni spaziali presso la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea. E per noi è motivo di grande soddisfazione poter ascoltare le sue parole in occasione di questa nostra giornata. Allo stesso modo ringrazio la dottoressa Cristina Nalasso che avrà il secondo slot di questa giornata. La dottoressa Nalasso attualmente è presso la Commissione Europea in qualità di esperto nazionale distaccato, vanta una esperienza molto approfondita e diffusa sul programma Copernicus e in particolare, cosa di grande interesse e stimolo, su diverse missioni all'interno del programma Copernicus. Il terzo intervento è invece affidato a Roy Ayazi, per la quale non spendo troppe parole, vi dico soltanto che, a parte che ho il privilegio di conoscerla personalmente da tempo tramite l'amico Silvano De Zorzi, ma la dottoressa Ayazi è segretario generale di Nereus, consorzio delle regioni, ormai da 12 anni, quindi mi permetto di dire l'anima di Nereus, che poi ci descriverà naturalmente in modo approfondito e esaustivo. Il quarto intervento è in qualche modo un elemento cruciale di collegamento tra l'iniziativa a livello comunitario e le attività che poi vengono declinate a livello di regione, quello del dottor Marco Paolo Mantile,
che è il responsabile, direttore della nostra sede della Regione del Veneto a Bruxelles, ma è anche, chiedo scusa, ha lo stesso incarico per la sede di Roma della Regione del Veneto, oltre a numerosi altri compiti che la Regione gli ha attribuito, e è inutile dire che per noi l'appoggio della sede di Bruxelles è fondamentale per tutta una serie di iniziative, ma ne parlerà sicuramente anche il dottor Mantile dopo. Mi riferisco in particolare a iniziative riferite ovviamente al tema della giornata e quindi alle politiche e all'utilizzo dei dati satellitari. Nella terza parte, quindi dopo la parte più comunitaria, di orizzonte comunitario, e quella di collegamento, abbiamo una parte, tra virgolette, più operativa. Vi mostreremo quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo e cosa si può fare in termini anche di definizione di politiche per il territorio utilizzando questi dati satellitari. Quindi ne parleranno il dottor Silvano De Zorzi, che è il nostro collega della nostra direzione di pianificazione territoriale, ci illustrerà varie applicazioni e anche prospettive dell'uso dei dati satellitari, e Luciano Artigliero, dottor Artigliero della direzione difesa del suolo, invece ci mostrerà un'applicazione particolare che è quella del monitoraggio del territorio attraverso tecniche interferometriche, progetto che è attivo in Regione del Veneto da un po' di tempo, che sta dando risultati estremamente interessanti con la collaborazione, naturalmente, la guida scientifica del professor Casali dell'Università di Firenze, che va giustamente ricordato. Poi naturalmente anche di questo parlerà più diffusamente il collega Arzigliero. Infine, ultimo ma ovviamente non ultimo, l'architetto Daniele Piccolo, sempre della direzione difesa del suolo, che ha molto lavorato già da anni assieme a Silvano De Zorzi e ad altri colleghi sui dati satellitari per la Regione del Veneto, e ci fornirà una visione anche un po' più ampia rispetto al semplice racconto delle applicazioni, una visione un po' più ampia, come dicevo prima, anche riguardo alla possibilità che queste nuove risorse informative possono darci per il disegno di politiche adeguate per il territorio e soprattutto di fornitura di servizi verso il territorio della cittadinanza. Ecco, io mi scuso se ho già utilizzato anche troppo tempo rispetto a quanto sarebbe stato necessario, e chiedo cortesemente all'ingegnere Pignataro di cominciare con la sua relazione. Grazie. Eccomi, grazie. Mi sentite? Sì, benissimo, ingegnere, prego. Bene, condivido lo schermo così vedete la presentazione. Eccola, la vedete? Sì, la vediamo, ingegnere. Mi dicono chi si occupa della regia se può, la sentiamo un po' bassa come volume. D'accordo, mi sentite meglio adesso? Perfetto, va benissimo, grazie. Vabbè, comincio ringraziando per l'invito lei, dottor Trivelloni, per la presentazione dell'invito. Ringrazio anche il dottor De Zorzi e la dottoressa Roia Ayazi di Nereus, e mi congratulo anche per l'iniziativa senza retorica. Il tema è di assoluto rilievo, è ben posto, i tempi sono giusti, sono quelli giusti. Magari meno di 2 decenni fa, quando cioè se si fosse inserito il tema delle politiche spaziali nell'ambito delle politiche locali di gestione dei territori, sarebbe sembrata magari una bizzarria o comunque una fuga in avanti. Oggi invece l'utilizzo degli strumenti, dati, servizi, applicazioni messi a disposizione dalle infrastrutture spaziali è un'opportunità, che è necessario che sia raccolta a tutti i livelli. E non solo un'opportunità, ma nell'ottica delle priorità politiche che tutti conosciamo, e parlo della transizione ecologica, della transizione digitale, ma anche della lotta alla pandemia e della ripresa economica. È una necessità utilizzare questa opportunità per non restare
indietro nella corsa che si è aperta all'innovazione, alla modernizzazione anche nella gestione dei nostri territori, alla competizione e anche alla gara per salvare le nostre economie, l'ambiente e il pianeta che sono in difficoltà. Vediamo dunque perché intanto definendo un attimo l'ambito dello spazio di cui parliamo. Lo spazio è un settore altamente strategico, vediamo perché. Abbiamo visto tutti, penso, in questi giorni le suggestive immagini della discesa del rover della NASA Perseverance sul suolo marziano. Altre volte ci siamo appassionati alla vita e al lavoro degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ebbene, per quanto suggestivo, non è questo lo spazio l'oggetto delle politiche spaziali dell'Unione Europea. È oggetto di queste politiche quello un po' meno suggestivo, ma che ha un impatto più diretto sulla nostra vita quotidiana, è lo spazio delle applicazioni. Le citava prima lei introducendo il programma, la navigazione satellitare, i satelliti di osservazione della Terra, i satelliti per le telecomunicazioni e ovviamente i mezzi che servono per portare nello spazio questi satelliti, i lanciatori. Lo sappiamo, ormai lo abbiamo imparato tutti, queste tecnologie, i dati, i servizi spaziali sono diventati indispensabili alla vita quotidiana. Possiamo fare tanti esempi, ne conoscete già molti. Utilizziamo i sistemi di navigazione sui telefoni cellulari, sulle auto, gli stessi satelliti scandiscono il tempo esatto che viene utilizzato quando facciamo qualunque transazione economica, noi stessi al bancomat o le miriadi di transazioni finanziarie che pervadono i nostri mercati. Grazie alle stesse applicazioni, trasporti, infrastrutture energetiche sono gestite in maniera più efficiente, la stessa agricoltura, magari ne verremo degli esempi dopo, beneficia di un miglior utilizzo del suolo. Satelliti di osservazione della Terra per monitorare lo stato dell'ambiente e le attività umane ci aiutano nei casi di disastri ambientali e diventeranno, lo sono già uno strumento chiave per le sfide globali, quelle legate alla crescita della popolazione, all'aumento della domanda di risorse, al cambiamento climatico. E tutto ciò richiede un utilizzo intensivo delle infrastrutture spaziali, sia a livello globale che a livello europeo, che a livello delle politiche locali. Un altro elemento che vorrei sottolineare e da cui dipendono le politiche dell'Unione Europea sullo spazio è la profonda trasformazione che sta subendo il settore spazio, che ha subito, diciamo, negli ultimi 10-15 anni. È un settore in forte crescita, intanto ha avuto un'espansione negli ultimi 13 anni di circa il 7% l'anno. Adesso il valore globale dell'economia spaziale è circa 350 miliardi di euro e si prevede che sia, insomma, destinato a triplicare nei prossimi 20 anni, per cui un settore in crescita, un settore in trasformazione, dove la trasformazione è dovuta all'emergere di mercati commerciali dei prodotti spaziali. Tradizionalmente lo spazio è un mercato istituzionale, i privati si sostituiscono ai governi come clienti di satelliti e dei servizi forniti. E per lo stesso motivo emergono investitori privati che finanziano con capitali propri l'espansione
e delle imprese del settore. Vediamo come è articolato in Europa il settore spaziale. Intanto il settore spaziale europeo è un settore di primissimo piano, dà lavoro a circa 230.000 persone, il valore stimato è tra i 53 e i 62 miliardi di euro il valore stimato dell'economia spaziale europea, che è un quinto del valore globale, il secondo settore più grande del mondo. In Europa le competenze spaziali non sono distribuite omogeneamente in tutti i paesi europei, si concentrano principalmente in Francia, in Germania e in Italia naturalmente, che sono gli unici paesi ad avere una capacità industriale completa, cioè capace di realizzare i satelliti dalla fase di progetto a quella di sviluppo, di costruzione e di lancio e di operazione. Seguono il Regno Unito e la Spagna. Ognuno di questi paesi è dotato della propria agenzia spaziale nazionale che affianca i governi nelle politiche spaziali nazionali. L'Agenzia Spaziale Europea è un altro attore di primo piano nel contesto dello spazio in Europa, è un'eccellenza mondiale con capacità tecniche e programmatiche in tutti i settori delle attività spaziali. Non è un'istituzione dell'Unione Europea, l'Agenzia Spaziale Europea è un'organizzazione intergovernativa di cui fanno parte 22 Stati europei, di cui alcuni come Svizzera e Regno Unito non appartengono più all'Unione Europea, ha un budget di circa 6,7 miliardi di euro nel 2020. E poi l'Unione Europea. L'Unione Europea, di cui ci occupiamo per il resto, quasi tutto il resto della presentazione, che a partire dal 2009 è protagonista delle politiche spaziali europee. Vediamo il contesto di queste politiche. Intanto diciamo che come dire, simbolicamente, ma non solo, il momento in cui l'Unione Europea diventa titolare di una competenza nello spazio è il 2009, quando entra in vigore il trattato di Lisbona. Il comma 4.3 e l'articolo 189 prevedono appunto che lo spazio sia una competenza specifica condivisa dell'Unione europeo, e lo scopo stabilito ai trattati è quello di favorire il progresso tecnico e scientifico, competitività industriale e attuazione delle altre politiche. E le misure iniziali sono state le attività di ricerca nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione FP7 H2020 e l'avvio di 2 programmi bandiera, Galileo e GMES, che prenderà il nome di Copernicus e che verremo dopo. Sulla base dell'articolo 189 la Commissione europea si è dotata nell'ottobre del 2016 di una strategia spaziale per l'Europa, che si basa su 4 obiettivi strategici: la massimizzazione dei benefici dello spazio, con l'incentivazione all'utilizzo dei dati e dei servizi alle infrastrutture spaziali dell'Unione, supporto alla competitività del settore, in particolare del settore industriale, l'autonomia nell'accesso allo spazio, mantenere la capacità indipendente dell'Europa di costruire satelliti e di metterli in orbita, e il rafforzamento del ruolo globale dell'Unione Europea. Questi sono i capisaldi della strategia per l'Europa. Infine, il capitolo più recente delle politiche spaziali dell'Unione Europea è il regolamento spazio, di cui adesso ci soffermiamo perché dà il quadro delle attività spaziali dell'Unione Europea per i prossimi 7 anni, per il prossimo periodo di programmazione. L'adozione del regolamento l'adozione del regolamento spazio è in corso, entrerà in vigore nel 2021, è stato già oggetto di un accordo politico fra i colegislatori dell'Unione Europea, il Consiglio e il Parlamento.
fa parte tra gli altri del pacchetto di regolamenti che disciplinerà la spesa dell'Unione nel prossimo quadro finanziario, cioè nel quadro finanziario attuale, il quadro 2021-2027. Il regolamento spazio istituisce il programma spazio e istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per il programma spazio, vedremo poi cosa sono. E la novità del programma spazio non è che avvia le attività spaziali dell'Unione Europea, ma le racchiude in un unico quadro normativo con l'intenzione del legislatore di omogeneizzare e ottimizzare la gestione di queste attività. Vediamo adesso in cosa consiste il regolamento spazio. Intanto gli obiettivi di fondo del programma sono coerenti con i 4 pilastri della strategia spaziale che citavo prima: la massimizzazione dei benefici, la competitività, l'autonomia e il ruolo internazionale dell'Europa. E in termini di attività, il regolamento spazio, il programma spazio include 4 componenti: la navigazione satellitare con il programma Galileo EGNOS, l'osservazione della Terra con il programma Copernicus, le comunicazioni satellitari istituzionali con il programma GovSatcom e la sorveglianza dell'ambiente spaziale. Magari parlerò con qualche dettaglio più avanti. Oltre queste 4 componenti principali, il programma spazio include misure di supporto all'accesso allo spazio, cioè l'industria europea dei lanciatori e dei servizi di lancio, e misure di supporto alla competitività industriale e all'ecosistema produttivo. Parleremo anche di questo. Vediamo molto velocemente quali sono le componenti, cioè quali sono le attività del programma spazio. Galileo lo conoscete: sistema di navigazione satellitare dell'Unione Europea, l'equivalente del GPS americano, fornisce dati di posizione e di tempo esatto, e i suoi dati possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni. Autonomo, interoperabile con gli altri sistemi di navigazione esistenti, ed è il più preciso tra i sistemi di navigazione al mondo. Al momento attuale la costellazione di satelliti la costellazione Galileo è composta da 26 satelliti e i servizi sono stati avviati nel 2016. EGNOS è un sistema composto da una struttura di terra, una struttura di orbita, che aumenta la precisione del GPS americano, per cui è un complemento a Galileo. Copernicus è il programma di osservazione della Terra, non ne parlo, ne sentiremo in dettaglio più avanti dalla Commissione. GovSatcom è il programma dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di fornire comunicazioni satellitari sicure, affidabili e sicure ad utenti istituzionali come governi, ambasciate, protezione civile, missioni umanitarie. La sua attuazione è cominciata nel 2018 e principalmente adesso vanno avanti le attività di studio. C'è in pista una interessante evoluzione di GovSatcom, potrebbe diventare il 3° programma bandiera dell'Unione Europea, costituito da una costellazione satellitare e multiorbita che fornisce agli utenti istituzionali il servizio di comunicazioni protette di cui ho parlato prima e dia ai cittadini un servizio universale per la connessione in banda larga, cioè essenzialmente connessione internet globale via satellite. È stato annunciato nel 2020, sono in corso di attività di studio. L'ultima componente sono la sorveglianza dell'ambiente spaziale, a cui componente principale è la sorveglianza del tracciamento satellitare, costituito da una rete a terra di sensori, principalmente radar e telescopi, e da una capacità di processamento dei dati, il cui scopo principale è quello di mitigare il rischio di collisione in orbita tra oggetti spaziali, che adesso è diventato un problema a causa dell'affollamento delle orbite
orbite, sia con i satelliti sia con i detriti. È in servizio dal 2016. Altre componenti sono la meteorologia spaziale e l'osservazione degli oggetti cosiddetti near Earth, cioè quegli asteroidi che presentano un rischio di collisione con la Terra. Anche qui è prevista un'evoluzione insomma, molto interessante. È probabile che SSA evolva in Europa, così come nel contesto internazionale, in un sistema di gestione del traffico satellitare, del traffico spaziale analogo al traffico aereo. Parlavo prima delle misure aggiuntive per supportare la capacità autonoma dell'Unione Europea di accesso allo spazio. Si tratta di misure a supporto dell'industria dei lanciatori e dei fornitori di servizi di lancio. A questo è dedicato un articolo del regolamento. Magari più rilievo in questo contesto hanno le misure di supporto alla competitività e all'ecosistema produttivo. Ne parleremo, a cui si collega, anche questo è un articolo del regolamento, l'articolo 6, a cui si collega un'iniziativa Cassini, a cui ho dedicato una diapositiva che credo che sia di interesse in questo contesto. Per finire sul programma spazio, la dotazione di budget di circa 15 miliardi di euro, prezzi correnti. La maggior parte di questo budget andrà a Galileo e Copernicus, per cui insomma, la Commissione dovrà trovare delle altre sorgenti di finanziamento per finanziare le altre parti. L'attuazione è affidata alla Commissione e a degli enti delegati, tra cui la nuova agenzia dell'Unione Europea per il programma spazio, l'ESA, l'EUMETSAT e il Centro Europeo per le previsioni meteo a medio termine. Vediamo molto velocemente, perché temo che il tempo a mia disposizione si restringa, le altre componenti del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 che sono di rilievo per spazio, perché le politiche spaziali dell'Unione non si limitano al programma spazio, ma si distribuiscono in maniera trasversale. Il primo sicuramente è il programma di ricerca quadro, in cui sono incluse attività di ricerca per spazio regolate da un'agenda di ricerca che è stata concordata con gli stati membri. Avrà un budget di circa non è definito, però insomma si aggira attorno molto probabilmente attorno a 1,7 miliardi di euro. I primi bandi per la parte spazio potrebbero già apparire a maggio di quest'anno. Di interesse per spazio è anche InvestEU, che è il programma di investimenti dell'Unione Europea, raccoglie sotto un unico regolamento diversi strumenti finanziari. E l'interesse per spazio si inserisce in quella trasformazione del settore di cui parlavo prima. Ci sono investitori privati che cominciano ad essere interessati a investire nello spazio. InvestEU fornisce una garanzia a supporto di questi investitori privati. Un altro programma che ha un collegamento in cui saranno create delle sinergie, il Fondo Europeo per la difesa. Alto potenziale di sinergia, basti pensare che l'industria della difesa coincide in gran parte con quella aerospaziale. È di questa settimana una comunicazione della Commissione che riporta il piano di azione sulle sinergie tra spazio, tra l'industria spazio e difesa. Infine il programma per l'Europa digitale, a cui è collegata un'iniziativa che si chiama Destiny, anche di questa parlerò dopo. E infine Next Generation EU, in Italia lo conosciamo come Recovery Fund. Anche questo potrà offrire delle opportunità per lo spazio. E naturalmente i piani sono piani nazionali, per cui sarà a discrezione dei governi, nel nostro caso il governo Draghi, a decidere quali progetti inserire nei piani
quanto, diciamo così, spazio dargli. Vediamo, ho un paio di diapositive, molto velocemente si riferiscono a queste due iniziative di cui parlavo, l'iniziativa Cassini e l'iniziativa Destiny. Cassini è un'iniziativa a supporto dell'imprenditoria spaziale. Come dire, la motivazione di base è che in Europa, anche in Europa è il settore in trasformazione, però l'Europa è in ritardo nel creare opportunità commerciali per le imprese. Cassini è lo strumento che che la Commissione utilizzerà per supportare l'imprenditoria spaziale. Raccoglie sotto un unico diciamo, contenitore strumenti preesistenti, gli hackathon, già utilizzati in ambito Galileo Copernicus, gli hackathon, competizioni a premio, opportunità di dimostrazione in orbita delle tecnologie e anche fondi per l'avvio e lo sviluppo di impresa. Questo ultimo punto è legato all'InvestEU e la Commissione l'obiettivo è creare un fondo di investimento dedicato allo spazio da 1 miliardo di euro ai 7 anni, per cui opportunità per le imprese che invito a, come dire, a studiare ulteriormente, a cercare ulteriormente. Finisco con Destiny, che è legata alla presentazione su Copernicus che vedremo dopo. L'idea della Commissione è di sviluppare un gemello digitale della Terra per monitorare e simulare i fenomeni naturali e le attività umane allo scopo di supportare l'attuazione delle politiche ambientali, sociali e economiche. È costituito da una piattaforma digitale che utilizza i supercomputer dell'Unione europea e l'intelligenza artificiale. Una componente fondamentale sono i dati forniti da Copernicus. I modelli che saranno sviluppati si chiamano gemelli digitali e saranno specializzati. I primi due riguardano i cambiamenti climatici e le condizioni meteo estreme. E fornirà servizi e applicazioni a valore aggiunto a soggetti privati e pubblici che a sua volta potranno utilizzare la piattaforma per fornire loro stessi servizi a valore aggiunto. L'attuazione sarà avviata a breve. Gli attori principali saranno l'ESA, l'ICMWF, EUMETSAT, e il piano prevede l'erogazione di servizi iniziali già a partire dal 2025. L'Italia avrà un ruolo fondamentale, un ruolo importante nel programma, sia con le infrastrutture che sono in fase di realizzazione presso il Tecnopolo di Bologna, sia con il centro dati dell'Agenzia Spaziale Europea a Frascati. Ho finito, temo di aver preso qualche minuto in più, mi scuso, vi ringrazio per l'attenzione e sono pronto a rispondere ad eventuali domande se c'è il tempo. Ingegnere Pignataro, la ringrazio moltissimo per la presentazione che ci ha fornito un numero veramente ampio di prospettive, no? Di spunti di interesse. In qualche modo noi ne avevo un'anteprima, insomma, potendo dialogare con lei in questi giorni. Sono molto contento che queste prospettive siano state anche illustrate ai nostri collegamenti di questa giornata. Non vado nel dettaglio di nessuno degli aspetti che lei ci ha fornito. Sicuramente mi permetto di aggiungere un rapidissimo commento. Da un lato c'è la suggestione di quello che è la potenzialità anche degli aspetti di esplorazione dello spazio, no? Tutti ne siamo ben consapevoli in questi ultimi periodi, poi in questi giorni c'è anche la possibilità di vedere il pianeta Marte, no? In modo diverso, quindi l'idea di esplorazione insomma è sicuramente molto presente nell'immaginario, direi un po' di tutti, però l'aspetto principale a cui che teniamo di più venga diffuso e conosciuto è quello del forte impegno da parte dell'Unione Europea nelle politiche spaziali, anche in termini, non soltanto in termini economici, ma anche in termini di ampiezza dell'orizzonte che si vuole percorrere, quindi sicuramente la ricerca, sicuramente le grandi imprese, come lei ha ricordato prima, ma anche il tessuto molto diffuso delle imprese più piccole, di chi sviluppa servizi su questi dati che stanno aumentando sempre di più. Io in genere la ringrazio per questa presentazione molto veramente completa su tutto l'orizzonte che, come dicevo, è molto ampio. Se vi saranno delle domande, naturalmente questo lo dico non soltanto per l'intervento dell'ingegnere Pignataro, ma anche per i successivi interventi,
noi li porremo anche successivamente ai relatori se abbiamo il tempo oggi, altrimenti ricordo sempre a tutti che si possono poi fare domande anche al nostro indirizzo istituzionale, che è quello solito, che conoscete. Roberto, c'è una domanda. C'è una domanda? Ma allora, guarda, io intanto scusami Silvano, ti cedo subito, puoi farla direttamente tu all'ingegnere Pinattaro, così risparmiamo tempo. Ecco, una cosa vorrei ricordare a tutti i relatori. Purtroppo i tempi sono un po' contenuti, sapete che questo format, diciamo il webinar, ha di positivo che ci può mettere assieme, insomma, anche se siamo molto lontani, però è un po' snello quei tempi, alle 13 perdiamo il collegamento, per cui dobbiamo cercare, insomma, anche se mi rendo conto è molto difficile di stare all'interno dei tempi previsti. Prego Silvano, se vuoi raccontarci. Sì, c'è una domanda, chiedono se l'uscita dal Regno Unito ha causato o causerà dei problemi al programma europeo dello spazio. Ma il programma che ho presentato tiene già conto dell'Unione Europea a 27, sia nei contenuti che nel budget, che nelle disposizioni come dire, che normano la partecipazione degli stati terzi. E lì uno insomma, dei punti che sono stati affrontati discutendo il regolamento nel Consiglio dell'Unione Europea era appunto la partecipazione del Regno Unito. È stato trovato, come dire, un equilibrio fra aprire la partecipazione di alcune componenti al Regno Unito, come nel caso ad esempio di Copernicus, altre componenti che hanno una dimensione di sicurezza e sono più strategiche, sono meno aperte, altre resteranno non accessibili al Regno Unito. Sul programma che ho presentato l'uscita del Regno Unito non avrà nessun impatto. Benissimo, grazie ingegnere, grazie ancora per l'intervento, sono sicuro avremo modo di avere ancora occasioni per dialogare sul tema. E a questo punto io chiederei alla dottoressa Nanasso di subentrare con la sua presentazione. Grazie. Eccomi, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, benissimo. Ok, allora condivido il mio schermo con la presentazione. La vedete? Sì, molto bene. Le chiedo una cortesia, scusi, una nota di servizio, scusate tutti. Sì. No, direi che si vede bene. Perfetto. Va bene? Niente da aggiungere. Grazie. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per avermi invitato a questa interessante iniziativa. Come già è stato detto, io sono Cristina Nanasso, sono esperto nazionale distaccato dall'Agenzia Spaziale Italiana e lavoro in Commissione Europea nell'unità che si occupa di osservazione della Terra, in particolare quindi gestisce il programma Copernicus, nel nuovo direttorato che è stato appunto creato nel 2020, Defense Industry and Space, quindi industrie spaziali e industrie della difesa e spazio. La mia presentazione è in inglese, il testo almeno la parte scritta, però ovviamente la farò in italiano, spero non ci siano problemi. Allora, immagino che conosciate già abbastanza Copernicus, però vale sempre la pena ripetere che cos'è Copernicus. Copernicus è un sistema complesso, è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, e al centro del sistema ci sono i servizi. Ci sono 6 servizi operativi già da diversi anni che utilizzano i dati di osservazione della Terra che provengono dalla componente spaziale e insieme ad altri dati che provengono ad esempio dalle infrastrutture di terra, quindi le misure in situ, più alcune capacità modellistiche, mi riferisco in particolare ai servizi che si occupano di mare, di atmosfera e di
clima per produrre dei prodotti a valore aggiunto e delle informazioni. La componente spaziale è divisa in una componente dedicata alla missione, sono le famose sentinelle, e un'altra componente che invece sono le contributing mission, che sono delle missioni o nazionali o che hanno origine da programmi internazionali e che vengono messe a disposizione del programma stesso. È importante sottolineare il fatto che tutti i dati e i prodotti che vengono sviluppati o che vengono acquisiti nell'ambito di Copernicus sono aperti, quindi tutti possono avere accesso a questi dati e sono gratuiti. In linea con le priorità che sono state espresse dalla Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, per appunto le priorità della Commissione nei prossimi anni, quindi in realtà dal 2019 al 2024, in generale tutto lo spazio, tutto il programma spaziale che è stato già presentato dal collega Pignataro, si supporterà appunto queste priorità verso questa transizione a livello europeo verso il verde, il digitale e un'Europa più resiliente. È abbastanza ovvio, ma vale la pena sottolineare come Copernicus abbia un potere enorme rispetto a due essenzialmente di queste priorità e quindi possa essere utilizzato maggiormente per appunto per supportare queste importanti politiche europee, essenzialmente la parte del Green Deal e la trasformazione digitale dell'Europa. Un altro modo in cui mi piace molto presentare la storia di Copernicus è quello di affiancare il percorso di Copernicus, che è nato diversi anni fa, circa 20 anni fa, con appunto il nome di IGMES, affiancarlo al percorso avuto dal programma della ricerca. È importante far vedere come questi due programmi sono nati e si sviluppano in parallelo nel corso di questi anni, ma come i progetti di ricerca hanno un ruolo, gli output soprattutto, quindi i risultati dei progetti di ricerca hanno un ruolo importantissimo all'interno di Copernicus. Copernicus è nato essenzialmente come un progetto di ricerca ed è diventato poi un programma operativo. Lo scambio è continuo, in quanto Copernicus come programma di osservazione della Terra fornisce anche ai diversi ambiti della ricerca dati e prodotti che possono essere utilizzati, e i risultati di questi progetti di ricerca poi possono entrare a far parte del programma stesso. Come evolverà Copernicus nei prossimi anni? Essenzialmente dal 2021 al 2027, quindi faccio di riferimento appunto al programma di lavoro che deve essere approvato quest'anno e che ci guiderà appunto fino al 2027. La prima importante priorità a cui Copernicus comunque deve dare una risposta è la continuità, e questo lo vedrete in tutti e quattro questi blocchi in cui in qualche modo è stato suddiviso il programma stesso. Il primo blocco è la parte di acquisizione dei dati, il secondo blocco è quello dei servizi, il terzo è quello di accesso ai dati e distribuzione dei dati stessi o dei prodotti, e l'ultimo blocco è quello dell'utilizzo di questi dati, di questi prodotti e di queste informazioni dagli utenti. È importante ricordare nuovamente che Copernicus è un programma guidato dagli utenti, quindi gli utenti sono per noi veramente gli attori principali a cui
la Commissione con il programma di osservazione della Terra deve dare delle risposte. Per quanto riguarda il primo blocco è quello che riguarda appunto la componente spaziale essenzialmente. È interessante vedere come la prima generazione delle sentinelle, quelle che già conoscete perché alcune sono già in volo ed altre sono già in corso di sviluppo, sono previste fino al 2035. In questi ultimi anni si sta preparando quella che noi chiamiamo l'evoluzione della componente spaziale, che prevede una espansione del numero delle sentinelle, e sono le famose 6 missioni selezionate che hanno caratteristiche abbastanza diverse rispetto alle sentinelle esistenti, e sono anche però la seconda generazione delle sentinelle esistenti. Quindi le 6 famiglie di sentinelle che voi già conoscete si prevede che debbano continuare in modo molto simile, ovviamente tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia. Un discorso che è sempre in corso è quello di vedere quali altre costellazioni di satelliti di osservazione della Terra possono supportare il programma completandolo con dati aggiuntivi. In questa slide è abbastanza classica nelle presentazioni che facciamo come Copernicus, essenzialmente per farvi vedere le missioni che sono già in volo, per cui abbiamo 2 sentinelle della famiglia di Sentinel-1, 2 satelliti della famiglia di Sentinel-2, 2 satelliti della famiglia di Sentinel-3, quindi missioni ottiche e radar per quanto riguarda Sentinel-1. È stata lanciata oramai da poco più di 2 anni Sentinel-5, che è la prima delle missioni per il monitoraggio atmosferico, quindi completamente dedicata alle misure di parametri atmosferici, e recentemente, qualche mese fa, a novembre se non sbaglio, è stata lanciata la prima delle Sentinel della famiglia numero 6 praticamente, quindi un altimetro essenzialmente per la misurazione delle correnti marine e essenzialmente dedicata ai ghiacci e alle correnti marine. Negli studi che sono stati fatti negli ultimi anni per quanto riguarda in qualche modo la collezione e l'analisi dei requisiti utente, sono state identificate 6 priorità in ambito Copernicus, e queste priorità possono essere ricondotte a questi 6 campi, appunto le missioni e che impatto hanno queste missioni rispetto al climate change, 3 priorità molto legate ai cambiamenti climatici e l'impatto che questi hanno a livello di regioni polari, in particolare regioni artiche, il supporto all'agricoltura, sia per quanto riguarda quindi il monitoraggio delle coltivazioni, della vegetazione, ma anche la qualità del suolo, e tutta un'altra parte dedicata anche al monitoraggio di spostamenti del suolo. A queste 6 priorità sono state quindi associate 6 missioni che per ora sono dette candidate, perché sono partite tutte e 6 a livello di studio e di progetti preliminari. È importante ricordare che ci sarà un punto di decisione durante l'estate del 2021, in cui la Commissione, insieme all'Agenzia Spaziale Europea, che ovviamente ci sta supportando in questo lavoro, dovrà decidere quali di queste missioni portare a compimento e quali magari invece spostare nel tempo o decidere di eliminarle. Sicuramente la missione che ha una priorità maggiore è la Copernicus Anthropogenic CO2 Monitoring Emission, e
ed è appunto quella legata essenzialmente a una risposta che l'Unione Europea vuole dare agli accordi di Parigi. E poi ci sono Crystal, che è appunto una missione per monitorare la topografia delle aree polari sia dal punto di vista dei ghiacci che della neve, e CIMR, che è un'altra missione con un radiometro nelle microonde per monitorare nuovamente la parte di ghiaccio, però più legato anche al discorso della salinità della superficie del mare e della temperatura. Abbiamo poi una missione che è essenzialmente una missione termica da lungo attesa in ambito Copernicus, appunto per monitorare la temperatura della superficie terrestre, della parte land, quindi su terra. Una missione iperspettrale, essenzialmente per il monitoraggio della vegetazione e delle caratteristiche del terreno, del suolo, e poi una missione che ripropone un SAR come Sentinel-1, però in banda L. Anche questa è riconducibile al monitoraggio della situazione, dello stato dei ghiacci, ma anche della vegetazione. Il secondo blocco, se ricordate la slide in cui ho presentato appunto Copernicus nei 4 blocchi, il secondo blocco è sicuramente quello dedicato ai servizi. L'idea centrale che sta dietro ai servizi è proprio quello di trasformare grandi quantità di dati, appunto che provengono dall'osservazione della Terra, a volte complessi sia da interpretare che anche da gestire fisicamente, in informazioni utili, di elevata e controllata qualità e che possono essere direttamente fruibili anche da persone non esperte di osservazione della Terra. Quello che infatti si vuole fare, è stato già fatto con diciamo il programma attuale, ma si vuole sicuramente migliorare nella prossima fase, è quello di poter dare accesso a una quantità di informazioni e di prodotti facilmente usufruibili da qualsiasi utente, anche al di fuori del dominio di osservazione della Terra. I servizi continueranno quindi a esistere così come sono conosciuti, e per garantire la continuità a cui ho fatto riferimento in precedenza per la parte spaziale ci saranno appunto alcuni miglioramenti per rispondere a delle nuove esigenze legate a nuove priorità della Commissione, come ad esempio a dare delle risposte, avere dei servizi on demand su richiesta o delle risposte più real time. Importante ricordare che nei servizi un elemento nuovo sarà appunto la preparazione dei servizi per essere operativi quando la missione della CO2 verrà lanciata fine 2025, per cui nel servizio che si riferisce al monitoraggio atmosferico ci sarà questo nuovo elemento dedicato al monitoraggio della CO2. Ci saranno alcuni elementi nuovi perché appunto fanno riferimento a specifiche comunità di utenti, sono stati chiamati knowledge hub. L'idea è quella appunto di rispondere a richieste specifiche, come ad esempio il monitoraggio delle aree costiere, che è ovviamente un'applicazione che coinvolge diversi servizi, il servizio marino e il servizio di monitoraggio del territorio, oppure il supporto che Copernicus come programma può dare al monitoraggio dei Sustainable Development Goal, che è ovviamente
un argomento che possiamo definire cross-cutting rispetto ai servizi che sono già operativi. Un altro diciamo, elemento che vorrei sottolineare è scusate, sono andata ok. Un altro elemento che vorrei sottolineare in questo caso è lo sviluppo per alcuni servizi in particolare, che può essere di particolare interesse appunto per il pubblico che sta seguendo, è lo sviluppo per alcuni di questi servizi di prodotti co-sviluppati e disegnati insieme agli Stati membri, che possono arrivare non solo a scala nazionale ma anche a scala regionale, diciamo. E mi riferisco in particolare a servizi come di nuovo il servizio atmosfera, ma anche il servizio marino per quanto riguarda essenzialmente il lavoro lungo le coste. Terzo blocco della slide iniziale è sicuramente rinforzare e semplificare in qualche modo l'accesso ai dati e alle informazioni. Per cui non solo l'obiettivo è quello di non solo tener conto di una produzione di dati enorme e un duplicarsi di archivi, ma dare degli strumenti più dinamici per poter accedere appunto a questi dati e a questi prodotti. Anche qui faccio riferimento a Destination Earth, che è stato già nominato in precedenza, perché ovviamente Copernicus è una Destination Earth è appunto un'iniziativa che nasce da DG Connect, quindi dal direttorato che si occupa essenzialmente della parte delle politiche digitali della Commissione, dove Copernicus sarà sicuramente uno dei building block di tutto questo sistema. Blocco numero 4, supportare e aumentare e diciamo veramente aiutare l'obiettivo è quello appunto di supportare lo sviluppo non solo di applicazioni che poi però rimangono diciamo in un mondo a sé stante, ma riuscire a sviluppare con queste applicazioni un mercato reale e concreto e dare la possibilità a chi lavora in questo ambito di riuscire a fare del business. Ovviamente tutto questo sempre nel rispetto appunto delle priorità della Commissione. Questo blocco quindi è dedicato essenzialmente a quello che nel nostro gergo chiamiamo downstream, quindi in qualche modo colmare il gap che esiste tra i prodotti e le informazioni che escono o che vengono prodotte a livello dei servizi per arrivare ad una scala regionale e locale. Qui vorrei solo sottolineare un paio di cose, essenzialmente il nuovo ruolo di EUSPA, che è l'Agenzia Europea per i programmi spaziali, che ha avuto già un ruolo molto importante come GSA quando lavorava con Galileo ed EGNOS e che adesso appunto supporterà la Commissione anche nell'ambito di Copernicus. L'altro riferimento di cui ha già parlato il collega in precedenza è appunto Cassini. In aggiunta qui c'è un link dove potete in qualche modo trovare delle informazioni che potrebbero esservi utili per conoscere meglio questa iniziativa, che è veramente in itinere ed è iniziata pochi mesi fa come discorso all'interno della Commissione. La mia ultima slide è questa, quindi riprendo un po' la slide in precedenza in cui poi sono state aggiunte alcune keyword che possono aiutarvi a ricordare meglio i punti probabilmente più importanti di questa presentazione.
con questo ho finito. Grazie dottoressa Manasso. Se prima ho detto che la presentazione dell'ingegner Pinataro ci aveva offerto molti spunti, lo stesso devo dire di questo suo racconto. Ci sono veramente molte possibilità, si intravedono moltissime possibilità, moltissimi canali di sviluppo, e questo è la cosa che ci interessa, che poi hanno dei riflessi concreti appunto sul territorio, quindi sull'azione di tutti quelli che operano a vario titolo sul territorio. Io sottolineo poi eventualmente, se ci sono domande, rinnovo quanto detto in precedenza, sempre appoggiandomi anche all'aiuto di Silvano naturalmente, ma soltanto una nota veramente velocissima. Avrete notato, tra le tante cose interessanti che ci sono state raccontate, che poi magari si possono rivedere con calma, avrete notato la numerosità delle emissioni, dei servizi derivabili, dei campi di applicazione, che è veramente molto vasto. Noi ovviamente ne trattiamo soltanto alcuni a livello operativo, ma ce ne sono molti altri. E l'altro aspetto che voglio ribadire, perché è già chiaro, insomma dovrebbe essere chiaro a tutti, che il programma Copernicus ha dato un impulso incredibile a tutto il settore, proprio in virtù della disponibilità aperta sostanzialmente di una grande mole didattica, ha portato a un grande sviluppo sia in termini di realizzazione di servizi, sia in termini di ricerca e sviluppo naturalmente. Questo è un merito veramente eccezionale, no, della Commissione dell'Unione Europea. Silvano, non so se c'è qualche... C'è una domanda. Mauro Busetto chiede dove si può utilizzare il Sentinel-6, su che portale? Se è sul portale di Copernicus. Dove si può utilizzare? Non ho capito. Dove si possono vedere i dati del Sentinel-6? Bella domanda. Sicuramente accedendo al portale di ESA, dove finora ci sono state anche le altre missioni, ci sta anche Sentinel-6. Immagino che ci sia anche qualcosa rispetto a EUMETSAT, perché in effetti è EUMETSAT che è l'agenzia che opera questa missione, quindi immagino anche sul sito di EUMETSAT. Posso mandarvi poi, mi informo e magari vi mando... Sì, così poi noi rimandiamo l'informazione a chi le ha fatto la domanda. Va bene. Grazie ancora alla dottoressa Manasso. Adesso io passo molto rapidamente, lascio lo spazio a Roy Ayazi, segretario generale del network Nereus. La ringrazio moltissimo per la partecipazione, anche perché, scusami Roy se mi permetto di dirlo in diretta, ma tu ci fai un grande favore a fare queste presentazioni nella nostra lingua, che non è la tua madrelingua, ma in cui ti esprimi molto bene. Quindi un doppio grazie per il tuo intervento. Prego. Grazie Umberto e grazie Silvano per organizzare questo avvenimento. Cerco di condividere il mio schermo. Up. Ok. Perfetto. Allora, buongiorno, sono Roya Ayazi. Il mio intervento sarà un po' diverso che quelli che abbiamo sentito. Faccio una breve presentazione del nostro rete, in cui il Veneto è un membro, e la nostra attività, e cerco di spiegare un po' la dimensione regionale e il ruolo delle regioni. Allora, Nereus è un rete regionale. Il nostro protagonisti sono i regioni, e abbiamo 23 regioni da tutta l'Europa. Regioni italiane sono il gruppo più grande. E poi abbiamo un secondo gruppo dei membri associati, che sono piccole e medie imprese, università, centro di ricerca. Infatti, chi sono i nostri target group, chi sono i nostri comunità? Sono veramente tutti attori sul terreno, sono gli attori del business, sono gli attori della ricerca, sono gli attori dell'accademia, ma soprattutto
l'amministrazione e amministrazioni, entity regione e locali, l'autorità regioni e locali, in due modi, come utilizzatore, ma anche come, gestione del territorio, ma anche delle politiche regionali, politiche economiche. E noi cerchiamo di sensibilizzare anche per gli aspetti commerciali dei Copernicus, per gli aspetti di creare dei bel lavoro, del high level employment. E là i regioni hanno due ruoli. Nereus è, faccio così. Mi è piaciuta la slide con come una torta con i 4 compartimenti della collega Anna Grassi. Noi siamo veramente sul uptake, enhancing uptake, e il cuore di Nereus è veramente come un catalizzatore, estrarre dell'immagine satellitare delle informazioni utili per le amministrazioni, utilizzatori pubblici, per le imprese, per i cittadini. Perché i regioni? Perché questo gruppo è così importante? Se guardiamo, i regioni sono un gruppo di utilizzatori fondamentale per i servizi satellitari. E hanno bisogno per gestione del territorio, ma anche, e questo è molto importante, per l'implementazione delle direttive della legislazione ambientale. E questo è molto importante, che abbiamo un bel conoscenza delle direttive da cui Copernicus può aiutare, perché in questo senso non è una scelta delle regioni, ma loro sono obbligati dalla legge. I regioni portano servizi e implementano servizi pubblici, nel senso cambiamento della terra, catastra, ma anche gestione delle emergenze, gestione del terremoto, e simili casi. Un'altra cosa che è molto importante, noi quando parliamo delle regioni, perché sono in diversi paesi diversi, parliamo del livello prossimo al Stato nazionale, e questo livello si chiama NUTS 2. Livello è molto importante per molti programmi europei con grandi budget, tipo la politica regionale, tipico agricoltura. E quasi il 55% del soldi pubblici è spento a livello regionale. I benefici per il livello regionale. La regione Veneto è molto importante e molto caro per noi. È un membro fondatore di Nereus e con noi dall'inizio. Con i colleghi abbiamo collaborato per tanti anni e loro sono sempre molto implicati in tutti, hanno un forte interesse per l'osservazione della Terra e Copernicus, e sono quasi sempre implicati in attività della rete. Poi abbiamo 3 membri associativi dal Veneto, il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici, poi dell'Università, il Centro Interdipendentale Studi e Attività Spaziali CISAS, e brevemente anche l'Istituto Europeo per lo Sviluppo
tecnologico è diventata parte del nostro membri. Vorrei prendere l'occasione anche per darvi qualche aggiornamento su Nereus. Penso il prossimo anno era per tutti noi molto diversi al rispetto degli anni precedenti e penso che in tutte le regioni europee, in tutte le amministrazioni e anche personalmente la situazione della pandemia ha avuto un impatto. E quando ci parliamo del Road to Recovery and Resilience e le slide anche che Anna Grassi ha mostrato, le grandi efforti che la Commissione ha già cominciato a fare, dobbiamo anche posizionare le regioni e le crisi hanno anche in qualche parte un impatto positivo perché con tutti quei problemi magari si può anche avanzare dei cambiamenti e dobbiamo anche utilizzare questa situazione per migliorare i nostri regioni. E per questa ragione vorrei fare una consultazione dei nostri stakeholder sulla pandemia, le loro esperienze, come ha cambiato, quali sono i loro bisogni, ma anche sulla sua visione, come vedono le tecnologie spaziali al visto della pandemia e della Road to Recovery. E abbiamo definito un questionario. Invitiamo veramente di rispondere a questa iniziativa e di promuovere tra vostre rete e tra vostri colleghi e le persone con cui lavorate. È importante e nostra idea sarà di definire un position paper e di analizzare le risposte e veramente basare il nostro dialogo politico sui risultati. La scadenza di rispondere è il 25 marzo, tipo in un mese. In gennaio abbiamo avuto questa grande conferenza spaziale con molti messaggi politici, ma un messaggio che ho preso era quello del commissario Thierry Breton. I wish to position Europe as the hub of space entrepreneurship in the world. E in nostre regioni, i piccole e medie imprese, start-up, i giovani entrepreneur e sono i protagonisti. Molte nostre regioni vedono anche le opportunità del spazio e per questo abbiamo invitato qualche interventi della Commissione per meglio capire la loro visione sull'imprenditoria spaziale. Roia, Sì? scusami se mi intrometto. Mi Sì. segnalano in chat che forse c'è qualche problema con la presentazione. Scusa, non so se continuiamo a vedere la slide numero 3. No, io sono a slide 10. Scusate, questo problema. Scusami, Roia. Grazie. Ma grazie agli utenti che l'hanno segnalato, così almeno rimediamo. Cosa facciamo allora? Li condividi schermo, faccio ancora, ok. Quale vedete adesso? La numero 10. Ok, sì, sono qui. Perfetto. Ok, guarda, adesso vediamo la 10. Ma non avete visto tutti gli altri prima? No, se puoi scorrere velocemente, guarda, se faresti un favore.
Scusa Noia, scusate Sì, tutti, sì, ma è sì, il sì, bello della sì. diretta. Allora, questo slide è molto importante. Questo è quello consultazione delle regioni e del nostro stakeholder e membri associativi sulla sua visione, cosa è il ruolo delle tecnologie spaziali al rispetto della pandemia e the way to road to recovery and resilience, e anche come erano le loro esperienze pendente la pandemia, o anche adesso l'impatto sul loro lavoro, sulla vita professionale, il modo di comunicare avec altre persone. Abbiamo fatto un questionario e ci sono molte questioni perché la comunità della rete è molto diversa. Allora abbiamo fatto questioni che diverse persone possono rispondere, ma potete scegliere quelle che va meglio con la vostra organizzazione, ma sarà molto molto importante se potete condividere le vostre esperienze. La scadenza è il 23 marzo. E poi ho parlato di Thierry Breton, il commissario. Lui ha sottolineato in suo intervento alla conferenza sullo spazio in gennaio: I wish to position Europe as the hub for space entrepreneurship in the world. E questa è una frase molto importante. Questo è una riflessione di una visione, e in molto delle nostre regioni i piccoli e medie imprese, i distretto aerospaziale, i start-ups, i giovani entrepreneurs sono veramente i protagonisti. Per questo in questo anno mettiamo un forte attenzione sul nostro soggetto e abbiamo invitato la commissione come interventori per un evento come il vostro, il remote evento, per condividere questa visione e spiegare un po' l'idea della commissione. E poi vorremmo anche sapere più sul nuovo iniziativa Connectivity Secure Digital Connections for the Future. Allora save the date e saremo veramente contenta di acquisire. Allora, poi il 5 maggio abbiamo nostra assemblea generale e abbiamo anche previsto una nota chiave della European Investment Bank di sapere più sulla Cassini iniziativa che il dottor Pignato anche ha Roia, menzionato. Yeah? scusa un attimo, credo che ci sia ancora il problema. Stai usando due schermi per caso? No. Are you using two videos? Utilizzo il mio laptop. Sì. E sì, ho un grande schermo da casa mia. Posso mettere fuori questo? No, Adesso... perché tu stai presentando probabilmente la parte, diciamo, che dovrebbe essere solo per te e non presenti quella, probabilmente hai dato uno schermo sbagliato. Adesso che slide vedete? Adesso assemblea generale Sì, remota. ok. Di questo ho parlato. E adesso vorrei vedere parlare sul nostro iniziativa chiave Copernicus for Regions, e ho portato il teaser per fare vedere un po' l'attività. Spero che funziona, che potete vedere questo film. Se è partito noi non lo vediamo, eh? Ah no! Oh no! Ok.
Allora non funziona, ok. No, non è che non funziona, presumo che tu hai dato praticamente alla presentazione dai il video sbagliato, il monitor sbagliato. Mm. Allora, provo ancora. Ok. Ok? Funziona adesso? Sì, adesso prova a cliccare sul video, vediamo un attimo se parte. Non parte? Non parte? No, non si vede nulla, solo la slide. Ok. Fermo. Ok, non va. Oh. Allora, trovate il teaser sul nostro sito e vi invito veramente di vedere perché contiene delle esperienze degli utilizzatori di tutta Europa e veramente del livello regionale abbiamo fatto parlare i utilizzatori pubblici. Per chi non conosce Copernicus for Regions, sono 90 storie di esperienze come le regioni utilizzano il sistema Copernicus e un aspetto importante era i benefici per i cittadini, per i pubbliche politiche. Abbiamo primo prodotto la collezione, abbiamo la collezione come un libro ma anche in una versione digitale, ma nel frattempo abbiamo anche sviluppato altri strumenti e vi invito di visitare il nostro sito perché lì abbiamo anche un search engine e potete cercare quelle storie che siete interessate da diversi parametri, Sentinel, maturity level, anche lingue, abbiamo tradotto tante storie in italiano e lì potete vedere nuovi strumenti e abbiamo fatto anche videos su diverse tematiche. E poi continuiamo con Copernicus for Regions. Vorrei portare altri utilizzatori all'attenzione del pubblico e abbiamo deciso con l'Agenzia Spaziale di organizzare 5 webinar sul Green Deal. Allora, il Green Deal a livello regionale e come l'uso di Copernicus può portare avanti le ambizioni del Green Deal. Un'altra iniziativa che è molto interessante per i nostri giovani e nel passato abbiamo condiviso una mostra fotografica mobile, Space Girl, Space Woman, e questa mostra ha fatto il viaggio fra tutte le nostre regioni e abbiamo veramente avuto una bella esperienza perché abbiamo una infrastruttura in comune, ma ciascuna regione può creare il suo avvenimento e poi portare la mostra in sua regione. E questa volta abbiamo anche deciso di sostenere la nuova mostra Space for a Sustainable World, sarà dell'esempio come il spazio
può aiutare con i Sustainable Development Goals e speriamo che la mostra sarà inaugurata questa estate e poi dopo le regioni sono invitate a portarle nelle sue regioni. Poi nell'intervento di Anna Grassi lei ha anche sottolineato l'importanza di sviluppare capacità e skills e anche per noi educazione, training, awareness raising è fondamentale e per questo abbiamo deciso di fare parte di un Erasmus Plus iniziativa a migliorare con il obiettivo di migliorare l'insegnamento di Copernicus e di progettare una strategia iniziativa per sviluppare le competenze delle risorse umane e per avere una meglio comprensione di Copernicus. Con questo vi ringrazio e sono a vostra disposizione per le questioni. Ok, Roia, ti ringraziamo intanto appunto per quanto riguarda la... Ecco, vedo che Umberto si è ricollegato, che aveva un piccolo problema. Sì, scusate, grazie Silvano, abbiamo avuto qualche problema tecnico oggi, ma insomma capita anche perché non è esattamente il nostro mestiere, dovete scusarci per questo tipo di problematiche. Mi scuso anche con Roy Ayazzi per qualche problema di ritardo di comunicazione, ma il messaggio mi pare sia stato trasmesso in maniera assolutamente adeguata. Non so a questo proposito, quindi a proposito di Nereus, se anche Silvano vuole aggiungere qualcosa o se ci sono dei commenti. Diciamo che Nereus è stata una grande iniziativa che le regioni si sono appunto date da fare, è un punto di riferimento, è la voce delle regioni in Europa. Ed è uno scambio, un punto di collegamento tra regioni, centri di ricerca, università, aziende che si occupano di spazio in tutto il campo dello spazio, da appunto chi si occupa di lanciatori, chi si occupa di satelliti nel senso di costruzione, a chi invece va ad utilizzare i dati, come noi in Regione del Veneto andiamo ad utilizzare i dati. È un punto di riferimento eccezionale. Grazie Silvano e grazie soprattutto Roia per la tua presentazione e anche a te naturalmente confido di poterci rivedere al più presto, magari anche non da remoto, sperando che le cose migliorino. Chiaramente quando tu hai fatto un accenno alla possibilità di individuare opportunità dalla situazione di crisi, mi veniva in mente una frase, non ricordo se di Kissinger o di Nixon, appunto sulle opportunità che possono derivare dalle situazioni di crisi che purtroppo a livello globale stiamo ancora vivendo. Grazie ancora, non vorrei perdere altro tempo e passo immediatamente la parola, chiedo di intervenire cortesemente al dottor Mantile che ho già presentato prima e che ci illustrerà le azioni strategiche operate dalla nostra sede di Bruxelles. Prego, dottor Mantile. Grazie, buongiorno. Mentre vi ringrazio condivido lo schermo. Vedete la presentazione? Sì, benissimo. Perfetto. Allora, vi ringrazio per questa opportunità, per l'iniziativa e per la possibilità che ci concedete di poter illustrare le attività che svolge l'unità organizzativa Rapporti UE-Stato, la sede di Bruxelles. Siamo presenti a Bruxelles da oltre 20 anni insieme a tutti gli altri enti regionali e locali dei paesi aderenti all'Unione Europea.
non stiamo qui ad elencare quanti sono appunto i network e le autorità presenti a Bruxelles. Abbiamo indicato appunto l'organico della nostra struttura, che oltre a me vede 3 funzionari, 5 collaboratori, una addetta stampa e una media di 10 stagisti ad ogni trimestre. Come sede appunto rappresentiamo il front office della Regione del Veneto a Bruxelles, e quindi nel tempo abbiamo acquisito una consapevolezza sempre maggiore sulle opportunità che le istituzioni europee offrono, e quindi siamo in grado sempre di più di indirizzare e orientare le scelte della Regione del Veneto rispetto alle istituzioni europee. Il principale focus che riguarda la nostra struttura è appunto quello di informare il nostro territorio delle iniziative che vengono messe a disposizione dalle varie istituzioni europee, e quindi raccogliere quelle che sono le necessità, le esigenze del territorio e veicolare quelli che sono gli strumenti offerti dalle varie istituzioni. Uno strumento in particolare che abbiamo realizzato e che abbiamo messo a punto grazie a un partenariato con l'Università di Padova e il Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e Comunitario è l'Osservatorio Europeo sugli aiuti di Stato. È una materia e un argomento molto tecnico, ma molto anche importante, quindi riusciamo a fornire sia al territorio, ovviamente anche alle nostre strutture regionali, quel contributo e quel supporto che è fondamentale per dirimere determinate situazioni su un terreno molto scivoloso, che è appunto quello degli aiuti di Stato. Accanto a questo abbiamo realizzato 2 nostri database che riguardano uno i bandi europei e l'altro gli strumenti finanziari. Noi non ci occupiamo di finanziamenti che riguardano i fondi strutturali, per questo ci sono delle strutture regionali dedicate a questo. Noi ci occupiamo dei bandi e dei finanziamenti a gestione diretta. Quindi noi operiamo un monitoraggio di tutti i bandi che vengono pubblicati dalla Commissione europea, individuiamo quelli potenzialmente di interesse per la Regione del Veneto, li traduciamo in lingua italiana perché abbiamo appunto, ahimè, con il territorio alcuni problemi proprio con anche la lingua, banalmente, però succede anche questo. Quindi inseriamo questi bandi all'interno di un nostro database che sia per grafica che per impostazione anche estetica è facilmente navigabile, e questo appunto mette in condizione il territorio, i nostri utenti finali, di poter consultarlo, navigarlo e cercare di individuare eventuali potenziali iniziative che possono corrispondere a quelle che sono appunto le aspettative dei nostri utenti. Stesso ragionamento per gli strumenti finanziari che noi abbiamo caricato su questo database, lo aggiorniamo in continuazione e quindi lo sottoponiamo ai nostri utenti finali. Ovviamente accanto a questo abbiamo un help desk che risponde alle eventuali richieste di chiarimenti o informazioni su qualsiasi iniziativa, in particolare ovviamente sui bandi e sugli strumenti. Dottor Mantile? Prego. Mi scusi, è successa la stessa cosa di prima, lei è sempre sulla prima slide, deve attivare la presentazione, modalità presentazione. L'ho attivata. Questa qui. Comunque noi qua allo schermo vediamo la presentazione e anche le slide laterali. E io invece la vedo, se vuole scendo in questa maniera, vede lo scorrere? Sì, al limite questa può andare bene. Allora lascio in questa modalità allora, perché io la vedevo in modalità presentazione. Ok. No, procediamo così che siamo sicuri che scorre. Sì, esatto. Allora procedo in questa maniera, perfetto. E quindi mi spiace che avete perso le precedenti. Comunque per quanto riguarda invece l'attività che noi svolgiamo, è anche un'attività di informazione al territorio attraverso alcuni strumenti informativi. Abbiamo una rassegna stampa che raggiunge i nostri utenti finali, che sono circa 5.000, sono iscritti alla nostra mailing list, una rassegna stampa quotidiana che alle 8 del mattino viene resa disponibile, una newsletter settimanale il lunedì pomeriggio viene pubblicata ed è una raccolta di informazioni e notizie da siti e agenzie che noi monitoriamo su Bruxelles e che poi cataloghiamo per argomento, quindi dall'agricoltura, ricerca e innovazione,
cultura e infrastrutture, trasporti, ambiente e quant'altro. E poi abbiamo un bollettino che è un mensile, con cadenza mensile, che è una raccolta di tutte le attività che abbiamo svolto nel mese precedente, e in particolare diamo notizia di tutti gli eventi ai quali, workshop, riunioni e quant'altro, alle quali abbiamo partecipato. Ogni 2 mesi pubblichiamo un bollettino speciale su un argomento monotematico di particolare interesse per quel momento, così come invece nel mese di gennaio produciamo un bollettino annuale che è un riepilogo di tutte le attività che abbiamo svolto nell'anno precedente. Quindi per quanto riguarda appunto i progetti a gestione diretta, noi appunto facciamo questo tipo di monitoraggio, diamo informazioni al territorio di quelle che sono le iniziative presenti in quel momento e aiutiamo, supportiamo il territorio sia nella ricerca del partenariato che serve per comporre coloro i quali dovranno poi cimentarsi con la prova del progetto europeo, e forniamo anche un'assistenza tecnica e partecipiamo anche sia come leader che come partner in queste attività progettuali. Ovviamente aderiamo a tutta una serie di network, ovviamente Nereus è il primo visto la presentazione odierna, ma aderiamo a tutta una serie appunto di reti e di network, e questo ci consente di avere un aggiornamento costante su quelle che sono le procedure in atto, la legislazione su determinate tematiche, ma anche le buone pratiche che vengono rese disponibili da parte anche di altri attori presenti in queste iniziative. Per quanto riguarda, ovviamente andrò molto velocemente sulla parte che riguarda la nostra adesione fin dal 2007, quindi siamo dei membri fondatori di Nereus, e quindi per quanto riguarda le attività che noi svolgiamo su Bruxelles, abbiamo appunto una adesione appunto a questi programmi, e ci rendiamo conto che la possibilità di poter disporre e quindi mettere a disposizione di coloro che sono gli enti decisori a qualsiasi livello politico o amministrativo di elementi informativi e dati scientifici di una certa importanza e precisione è fondamentale per l'assunzione poi di comportamenti conseguenti e di decisioni. E questo l'abbiamo visto anche nel corso, ahimè, della vigente pandemia. E proprio la nostra partecipazione e adesione a Nereus, nel mese di giugno dello scorso anno abbiamo appunto pubblicato un numero speciale del bollettino dedicato proprio al settore dello spazio, e all'interno noi abbiamo indicato quelle che sono le iniziative che la Regione del Veneto ha messo in campo proprio nello specifico settore, ma ovviamente questo poi sarà oggetto di trattazione da parte del collega che mi seguirà. Una particolare menzione riguarda il Comitato delle Regioni, è un'assemblea alla quale aderiscono tutti gli enti e le regioni dei paesi aderenti all'Unione Europea, e sappiamo che sia la Commissione Europea che il Parlamento in determinate materie qui elencate, che vanno dalla sanità all'istruzione, l'occupazione, trasporti, energia, coesione economica e quant'altro, deve fare un passaggio obbligatorio con il Comitato delle Regioni prima di assumere delle proprie determinazioni, sebbene il parere richiesto non sia vincolante, però è obbligatorio. Per tutte le altre materie invece si tratta di una richiesta di parere che è facoltativa, mentre il Comitato delle Regioni può agire motu proprio presentando d'iniziativa dei propri pareri. Per quanto riguarda appunto il Comitato delle Regioni è importante parlarne, perché il 70% appunto, come indicato nella slide, di tutta la produzione legislativa ha un impatto diretto a livello regionale e locale, e per questo è fondamentale la presenza e la voce delle regioni nel processo di composizione e formazione
delle norme. A questo proposito la Regione del Veneto è presente, ha 2 membri all'interno del Comitato delle Regioni, sono il Presidente Zaia e il Presidente Ciambetti, i quali aderiscono peraltro rispettivamente a 2 commissioni delle 6 che compongono appunto il Comitato delle Regioni. Mi preme sottolineare, per dare anche qualche numero e dare anche l'idea della nostra attività a supporto dell'attività legislativa svolta dal Presidente Zaia, è quella della presentazione delle proposte emendative all'interno del Comitato delle Regioni. Lo dico anche con una punta di orgoglio e anche dando merito ovviamente ai miei collaboratori che io ho indicato appunto gli emendamenti presentati dal Presidente Zaia nel 2020 sono stati 185, questi rappresentano da soli circa il 90% di tutte le proposte emendative che la delegazione italiana presenta al Comitato delle Regioni. In questa slide sono indicate appunto le 6 commissioni in cui si articola il Comitato delle Regioni e ricordo appunto che la Commissione NAT, Risorse Naturali, e la ECON, Politica di Coesione Territoriale e Bilancio della UE, sono le 2 commissioni dove è membro il Presidente Zaia. Nelle successive slide, sono 5-6 slide, andrò molto velocemente, mi fermerò soltanto e appunto presentano tutte le iniziative progettuali dove attualmente noi siamo coinvolti, sia per numero di progetti, anche per articolazione degli stessi. Ripeto, mi limiterò semplicemente ad indicare quello che è l'ambito all'interno del quale noi ci stiamo muovendo, rimandando poi ovviamente ad eventuali domande o anche quesiti scritti. Lascerò poi al termine un indirizzo di posta elettronica al quale indirizzare eventuali richieste di approfondimento o chiarimenti. Quindi gli ambiti di interesse sono l'innovazione tecnologica, il turismo, l'aspetto migratorio, le persone anziane, l'impatto delle malattie croniche. Quindi noi facciamo molto anche ovviamente sul sociale e la salute, la gestione appunto dei pazienti anziani, l'inclusione sociale degli adulti con disabilità, l'occupazione di persone con disabilità. Sono temi molto cari e ahimè molto di attualità e sempre più importanti in vista di una popolazione che tende sempre di più all'invecchiamento. Quindi adulti con disabilità cognitiva, professionisti che lavorano con giovani a rischio di esclusione sociale, strategie di post-assistenza per i giovani che lasciano le comunità di cura e via via altri appunto, progetti sempre che riguardano l'aspetto sanitario e sociale. E questi appunto sono gli ultimi progetti ai quali appunto facciamo parte. La Regione del Veneto ha aderito, tra l'altro anche fisicamente è stato sottoscritto questa adesione alla Carta di Venezia presso la nostra sede di Bruxelles. È un progetto internazionale, mondiale, che vede appunto la famiglia quale soggetto al centro dello sviluppo sostenibile di tutte le nostre comunità. E le aree di intervento, quelle 10 aree di intervento, sono quelle appunto che vedete esposte nella slide, quindi che vanno dall'educazione alla sanità, la sicurezza, la sostenibilità, l'accessibilità e quant'altro. Allora, di seguito poi nelle prossime lastrine ci sono 2 focus che ho voluto indicare espressamente perché sono 2 asset strategici che sta seguendo la Regione del Veneto in 2 ambiti molto importanti ed attuali. Uno è quello delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro del settore primario, quindi l'agricoltura, l'ambiente e la sostenibilità e l'economia circolare. Per quanto riguarda appunto le infrastrutture e trasporti, noi esercitiamo in coordinamento con il competente assessorato e le relative strutture tecniche della Regione un monitoraggio sulle opportunità di finanziamento attualmente in essere. In particolare abbiamo il CEF2 e l'Horizon 2020, le evoluzioni normative che stanno accadendo in questo momento storico e che hanno un impatto poi su asset strategici, che sono i 3 forum di corridoio Mediterraneo, Scandinavo-Mediterraneo e Baltico-Adriatico, tutti e 3 che incidono e riguardano direttamente la Regione del Veneto.
In particolare, proprio in questo momento noi stiamo, d'intesa appunto con le strutture che ho menzionato prima, stiamo mettendo a punto una serie di iniziative per comporre gli atti necessari per intercettare una parte di questi finanziamenti che vedete esposti qui in questa lastrina, che servono appunto a cofinanziare tutta un'attività progettuale rivolta alla realizzazione e al completamento di infrastrutture strategiche che riguardano il territorio della regione del Veneto. In questa slide appunto sono indicati i vari passaggi che dovranno essere eseguiti con le rispettive deadline da rispettare. Ecco, una cosa molto importante che non ho detto prima è che sui progetti europei i limiti imposti dal regolamento e dalle normative della Commissione europea sono estremamente rigide e quindi bisogna prestare particolare attenzione, ci vuole competenza nell'affrontare un percorso che va nella direzione di attingere o di tentare di attingere a finanziamenti europei. E queste sono le 3 tratte appunto che riguardano, che poi saranno beneficiarie di queste opere cofinanziate con queste risorse finanziarie messe a disposizione dalla Commissione europea. Sono appunto tratte che incidono appunto in maniera molto pesante, impattano sul territorio della regione del Veneto. Accanto quindi a infrastrutture e trasporti abbiamo il settore primario. Da alcuni anni come sede di Bruxelles coordiniamo questo tavolo tecnico per il confronto del settore primario, dove appunto sono presenti altri attori del territorio veneto, Veneto Lavoro, le direzioni degli enti strumentali regionali, AVEPA, Veneto Agricoltura, ARPAV, alcune università, i GAL, consorzi di bonifica, di tutela e associazioni di categorie e ordini professionali e portatori di interesse, stakeholder interessati del territorio. Proprio domani il tavolo tecnico appunto si riunirà nella sua 19ª edizione. Quindi le attività che svolge questo tavolo tecnico appunto sono quelle di valutare, monitorare le opportunità finanziarie che vengono rese disponibili dall'Unione Europea, e supportare eventuali attività progettuali che sono in essere, sempre con uno sguardo e un'attenzione particolare alla innovazione e ovviamente a quelli che sono gli obiettivi, all'economia circolare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Queste sono, diciamo, le priorità che ci siamo dati. E appunto qui in particolare stiamo seguendo in questo momento attività che riguardano appunto la gestione sostenibile del bene prezioso appunto che è la risorsa idrica, e in partenariato con 3 università che sono 2 di Venezia, cioè Venezia, Ca' Foscari, Padova e Verona, quello appunto di seguire un percorso che ottimizzi l'utilizzo degli scarti dei flussi secondari provenienti sia dal settore vitivinicolo che unitamente a quello lattiero-caseario è una delle principali fonti appunto di produttività del territorio del Veneto. Accanto a tutto questo, dal 2017 abbiamo attivato un ulteriore servizio a disposizione del territorio, che è appunto il servizio della domiciliazione. Che cosa facciamo? Noi rendiamo disponibili, oltre agli spazi fisici e logistici dell'ufficio, a enti pubblici o privati che intendono aderire a questa convenzione, li supportiamo nel loro percorso presso le istituzioni europee. Quindi banalmente dall'ospitare eventi a supportarli nella composizione di dossier, di approfondimenti e di eventi che vogliono ospitare presso la nostra struttura, mettendo appunto a disposizione gli ampi spazi appunto di cui presenti appunto all'interno della nostra sede. In questa slide sono riepilogati le 12 entità molto, molto forti e impegnate dal punto di vista di impatto anche economico sul territorio, che sono domiciliate presso la nostra sede. Tra le attività che consentiamo ai nostri domiciliati è quello anche di far partecipare dei propri tirocinanti presso la nostra sede. Noi abbiamo invece attivato già da alcuni anni con 3 università del territorio, in particolare appunto Ca' Foscari, lo IUV di Venezia e l'Università di Padova,
una convenzione per consentire a laureandi e neolaureati entro il primo anno dall'avvenuto conseguimento del titolo di studio un periodo di tirocinio formativo presso la nostra sede per un minimo di 3 mesi e un massimo di 6. Nel tempo, e questo per consentire a una media di 10-12 stagisti a trimestre di frequentare i nostri uffici e di lavorare fianco a fianco con noi, piano piano abbiamo dovuto estendere, perché le richieste sono state tante, abbiamo dovuto estendere questa convenzione anche con altre università e attualmente noi abbiamo 15 università che collaborano con noi in questo progetto appunto di introduzione di questi giovani, diciamo, al mondo del lavoro, in particolare nel mondo delle istituzioni, perché ovviamente teniamo conto del profilo, del curriculum di questi candidati che sono prevalentemente rivolti appunto al mondo delle istituzioni europee. Sto concludendo e nelle prossime 3 slide vedrete riepilogati alcuni dati delle attività che abbiamo svolto nell'ultimo quadriennio. Ho voluto inserire questi dati per rendere da un lato plasticamente quelle che sono le attività che noi abbiamo prestato in questi anni. Dall'altra, ed è questo diciamo, l'aspetto per me prioritario, è quello di rendere anche in questa sede e pubblicamente merito ai miei collaboratori di tutte le attività che hanno svolto, e senza di loro tutto questo non sarebbe mai stato e non sarà mai possibile. E mi rivolgo dal più anziano in termini di permanenza nell'ufficio di funzionario, ai suoi colleghi, ai collaboratori e anche, non da ultimi, a tutti gli stagisti che con entusiasmo, passione e impegno ci supportano in queste attività. Quindi velocissimamente in questo quadriennio, ultimo quadriennio, abbiamo ospitato 125 delegazioni, abbiamo evaso 165 richieste che sono giunte al nostro helpdesk, e parlo di dossier di una certa consistenza ovviamente. Abbiamo inserito nel nostro database 600 bandi europei potenzialmente di interesse del nostro territorio, abbiamo pubblicato 45 bollettini mensili, 8 speciali, 185 newsletter, 1400 rassegne stampa, confezionato 650 report di riunioni alle quali noi abbiamo partecipato e dei contenuti dei quali abbiamo reso informazione puntuale alle nostre strutture tecniche e politiche, agli assessorati competenti per materia. Abbiamo confezionato per i nostri membri del Comitato delle Regioni 485 proposte emendative. E poi, dulcis in fundo, sugli stagisti. Gli stagisti è vero che si candidano, ma dietro a tutto questo c'è un lavoro di selezione, perché non accettiamo tutti e abbiamo ideato un percorso comunque di selezione che ci consente, lo devo dire adesso con l'esperienza acquisita sul campo, veramente di selezionare i migliori. E quindi il dato è esemplificativo: di 430 domande pervenute negli ultimi 4 anni, 125 sono quegli stagisti che sono stati ammessi a frequentare i nostri uffici. È un impegno gravoso per noi, loro lo sanno, non gli nascondo neanche a loro, perché comunque seguirli e insegnare loro tutti quelli che sono almeno gli strumenti di base per poter affrontare sia il mondo lavorativo che quello delle istituzioni è per noi molto gravoso. Però il tempo ci ha insegnato e ci ha fatto ritornare una mole di lavoro sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo estremamente interessante ed utile, ed è per questo che noi continuiamo anche in questa attività di formazione rivolta ai più giovani. E ora mi taccio, indico soltanto su questa slide i nostri riferimenti dove poter appunto indirizzare eventuali richieste di documenti, delucidazioni o richiesta di informazioni. E io con questo ho terminato. Dottor Mantille, la ringrazio moltissimo per averci illustrato le numerosissime azioni portate avanti dalla nostra sede di Bruxelles. Tra l'altro lei parlava degli impegni gravosi e su più piani, sicuramente lei ne può parlare a ragion veduta, visto anche l'impegno a cavallo insomma, con la sede di Roma oltre che con quella di Bruxelles. Ma al di là di questo
di questo aspetto particolare. Purtroppo, come insomma è chiaro, il tempo è un po' tiranno. Credo finiremo un po' dopo le 13 per dar spazio ai 3 interventi che ancora rimangono, quindi io faccio proprio un commento ultra veloce, ci sarebbe moltissimo da dire su quello che abbiamo appena visto. Io mi limito innanzitutto a rinnovare un ringraziamento ai colleghi, a lei direttore, e ai colleghi della sede di Bruxelles per le moltissime attività che hanno supportato, e anche recentemente parliamo del bollettino e di moltissime altre azioni che sono importantissime per diffondere anche la cultura di questo tipo di risorse all'interno del nostro territorio, che è l'obiettivo comune che abbiamo, e proprio questo è un aspetto importante. Lei parlava molto opportunamente di importanza della collaborazione di tutti. È importantissimo ovviamente anche la collaborazione tra strutture diverse all'interno dello stesso quadro, lo stesso disegno strategico. È fondamentale, certo, è strategico. Penso che su questo viaggiamo nella stessa direzione e questo ci fa enormemente piacere. Un'ultimissima nota, ecco, ci sarà un webinar fra una ventina di giorni dedicato a un altro tema, vediamo proprio una delle ultime slide che ci ha mostrato, è quello dell'ospitale stagisti. È un'attività che facciamo anche noi in maniera molto intensa, più naturalmente dedicati ai nostri aspetti di competenza, e questo condivido in pieno la sua linea, quanto lei ci ha espresso. È una risorsa anche questa che richiede impegno ma che dà grandi risultati. Certo. Assolutamente, direttore. La ringrazio ancora per questo Grazie intervento. a voi per l'opportunità. Se dobbiamo chiudere un po' velocemente il dialogo con lei, ma adesso cedo prima di cedere il campo all'amico e collega Silvano De Zorzi, faccio un rapidissimo chiarimento, diciamo, mozione d'ordine, no? Qualcuno direbbe. Allora, adesso abbiamo ancora 3 interventi più dedicati alle applicazioni che si possono ottenere con questi dati, di 3 colleghi che ho già presentato prima. Gli interventi saranno di un quarto d'ora l'uno, così riusciremo ad andare oltre il tempo previsto delle 13, non di troppo. Mi dispiace per i problemi tecnici che abbiamo incontrato stamattina, nonostante lo sforzo dei relatori, ma comunque vediamo di recuperare in questa ultima fase. Prima di cedere la parola a Silvano, voglio dire che io nell'intimità della nostra amicizia mi permetto di definirlo un profeta, perché Silvano parla di satelliti all'interno della regione del Veneto da moltissimi anni, dalla fondazione di Nereus, almeno dalla fondazione di Nereus. Ecco, per molto tempo magari non dico profeta inascoltato, no, è un profeta in patria, ma sicuramente non compreso la validità, l'entità dell'efficacia di questo tipo di risorse. Nell'ultimo periodo le cose sono drasticamente cambiate e adesso direi che la sua visione si sta realizzando anche all'interno dei nostri uffici grazie alla collaborazione di molti. Prego Silvano. Grazie Umberto. Adesso metto in condivisione la slide. Ecco qua. Bene, allora cerchiamo di partire subito. Diciamo che appunto quello che oggi andremo a vedere sarà un qualcosina sui satelliti, che cosa sono i DIAS, un po' velocemente che cosa sono gli indici, il portale ovviamente satellitare della regione e che cos'è lo Space Debris, la spazzatura spaziale. In pratica noi qua vediamo che da quando è stato lanciato il primo satellite, lo Sputnik nel 1957, attualmente sono stati lanciati circa 10.000 cosiddette, chiamiamole lune robotiche. Di questi satelliti ne rimangono attualmente operativi 3.500. Quindi abbiamo tutta una serie di osservatori, di occhi che ci guardano la Terra e che monitorizzano la Terra. Li possiamo intanto suddividere in 3 grandi categorie: quelli relativi alle telecomunicazioni, quelli relativi alla navigazione satellitare e quelli relativi alla Earth Observation, osservazione della Terra, in pratica quelli che noi andremo ad analizzare adesso. Per quanto riguarda i satelliti, più o meno quelli che noi utilizziamo maggiormente sono questi della famiglia dei Sentinel, in più i Pleiades, che sono satelliti a 50 cm di risoluzione, e i Spot 6, con cui poi più avanti
in un altro webinar se ne parlerà molto attivamente, perché abbiamo realizzato una carta uso del suolo partendo proprio da dati satellitari, invece che usare le solite ortofoto. Quindi la capacità di guardare il nostro pianeta attraverso dall'esterno è una cosa completamente rivoluzionaria, è una cosa che ha praticamente ha rivoluzionato proprio completamente la vita nostra. È una maniera, la potremmo chiamare una God's Eye, la vista da parte di Dio, cioè quindi come la vede Dio. Ma questa visione i satelliti non la danno solamente nel visibile, che è quello che l'occhio umano riesce a vedere, ma riescono a vedere anche attraverso altre bande spettrali, lunghezze d'onda diverse, come quelle dell'ultravioletto, gli infrarossi, il LIDAR che va a vedere gli aerosol, e utilizzando anche le microonde e i radar. In pratica possiamo dire che con l'infrarosso, per esempio, andiamo ad analizzare l'isolamento delle nostre case, e una cosa molto importante che adesso è molto utilizzata serve particolarmente per analizzare e trovare siti archeologici. I DIAS. Insomma, per analizzare tutti i dati che arrivano dai Sentinel, dalla famiglia Copernicus, la Commissione europea ha deciso quindi di creare degli accessi dati più standardizzati, e quindi in maniera di agevolare questi collegamenti. Quindi ha finanziato delle piattaforme, in questo caso 5 piattaforme, chiamate DIAS, Data and Information Access Services, quindi servizi di accesso a dati ed informazioni tutte relative al Copernicus. Quali sono questi DIAS? I DIAS sono questi 5, appunto sono il Creodias, Sablò, Mundi, Onda e Wikeo. I servizi che vanno a vedere sono appunto il servizio di Copernicus Atmosphere Monitoring Service, il Land, il Marine, l'Emergency e il Climate Change. Ognuno di loro, c'è chi come Sablò che li controlla tutti quanti, c'è chi come Mundi ne usa solamente 2, comunque sono qui definiti. Questa è una tabella che vi fa vedere, poi la troverete, ve la guarderete attentamente, che oltre a far vedere quali sono i servizi che i singoli DIAS utilizzano, ma vi dice anche quali software va a utilizzare, come nei cloud. Ognuno di questi DIAS ha dei cloud, e quindi inserisce dei software particolari, da software dell'ESRI a QGIS, a Snap, GDAL, eccetera. Però non ci sono solamente i DIAS, chiaramente ci sono anche altri portali che non sono entrati nei finanziamenti e che vengono utilizzati e forniscono servizi lo stesso, come queste piattaforme. Ne ho messe solo alcune che sono molto utili, e cui potete andare a controllare, e quindi oltre alla nostra infrastruttura dati che diciamo analizza l'area del Veneto, ci sono poi tutte quelle come il Sentinel Lab. Il Sentinel Lab è una piattaforma che rende disponibile una serie di dati a cui tra l'altro noi ci rapportiamo, perché abbiamo un collegamento VMS con il Sentinel Lab che ci fornisce tutta una serie di dati satellitari. Poi c'è l'EOS, l'Earth Observation Service, che oltre a fornire una serie di dati di vari satelliti, fornisce anche un processamento di dati. Poi c'è il PEPS, le Plateforme d'Exploitation des Produits Sentinel, che è una piattaforma del CNES, l'Agenzia Spaziale Francese, molto user-friendly per l'utilizzo dei dati. Poi abbiamo il Copernicus Open Access Hub, che è praticamente il servizio madre che fornisce tutti i dati relativi ai Sentinel. Abbiamo tra l'altro l'EOCatalog, che è un servizio dell'ESA, che è più orientato a un'enorme quantità di dati satellitari e di informazioni satellitari, e più orientato alla ricerca. Ed infine, come ho detto prima, il nostro dato relativo alle infrastrutture dati, che vedremo successivamente. I satelliti, come abbiamo detto, hanno una serie di bande spettrali, hanno
vari occhi. Per esempio il Sentinel-2 ha 13 bande spettrali, 13 occhi che vedono quindi la Terra in maniera diversa, nei vari lunghezze d'onda, dall'infrarosso all'ultravioletto, eccetera. No? Poi, combinando queste bande in determinata maniera, noi creiamo poi una modalità diversa per poter analizzare il terreno. In questo caso, questo è un esempio di un indice, l'indice NDVI è un indice vegetativo. L'indice vegetativo serve proprio per analizzare la salubrità del verde, delle piante. In questo caso, praticamente gli indici di vegetazione sono una combinazione di percentuale di radiazione riflessa nelle diverse bande specifiche. Qui, com'è che vediamo se una pianta è in salute o meno? La pianta in salute ha quindi una differenza tra la banda dell'infrarosso vicino e quella del rosso. Vedete nel nostro disegno, 50% di infrarosso, 8% di red, la pianta è sana. Contrariamente, quando queste due bande si avvicinano, la banda è stressata. Qui vediamo un attimino cosa compare dall'analisi del territorio, vedendo appunto un NDVI. Cosa si vede invece guardando mettendo insieme altre bande e quindi andando a vedere un Normal Difference Moisture Index, che quindi questo qua va ad analizzare il livello di stress idrico delle colture. Quest'altro indice invece mi analizza l'acqua. Vediamo che in blu vediamo l'acqua, nella parte più chiara invece è l'urbanizzato. Il resto quindi sono aree agricole. Adesso cerchiamo di andare a vedere invece quello che abbiamo appena visto utilizzando la nostra infrastruttura dati. Ecco, chiaramente qua comincia a fare. Ecco, infrastruttura dati, il punto di partenza è uguale per tutti quanti, li avete visti magari nelle volte precedenti, quando è stato spiegato da altri colleghi. Andiamo comunque sempre su utilizzo dei lettori geografici e scegliamo WebGIS dei dati satellitari. A questo punto qua ci sono delle informazioni che andrebbe bene leggerle e andiamo ad aprirci il visualizzatore. Il visualizzatore qui ci fa vedere, adesso comparirà il Veneto e sulla destra ci compariranno quindi tutti i nostri layer che abbiamo l'interesse di visionare. Ecco qua, quindi abbiamo tutta la serie relativa ai Sentinel-1, che sono i satelliti radar. Ecco che compare, quindi come vedete ci compare anche la data. Queste immagini sono del 19, quindi sono molto recenti, il satellite è passato. Qui abbiamo sempre un'informazione relativa. Qui abbiamo una serie di informazioni relative all'elemento che andiamo a guardare, quindi il nome del file e così via, data, ora, eccetera. Andiamo avanti, vediamo un attimo, abbiamo il Sentinel-2, quindi qui abbiamo un Sentinel-2 in Natural Color, quindi con i 3 colori in RGB. Ecco che questa era un'immagine del 17. Andiamo avanti, una cosa molto interessante, noi abbiamo inserito queste immagini qua, per esempio, che sono di repertorio, chiamiamoli, queste sono del periodo del Vaia. Vedete, quel giorno lì, subito i satelliti hanno evidenziato la problematica che compariva con i vari plume, no? Che fuoriuscivano da questo caso dal fiume Piave. E oggi c'è un momento di lentezza nel fornire l'informazione, vedo. Comunque qua, ecco qua si vede come era ingrossato il fiume,
Se andiamo a vederlo qualche giorno prima, questa immagine che compare di qualche giorno prima, lo stesso fiume era molto invece più normale. Vediamo un attimo, ecco qua, adesso dovrebbe comparire. Non ci compare, oggi è una giornata proprio di problemi tecnici. Andiamo avanti allora. Quelle che abbiamo visto prima, questa era un indice, l'indice NDVI che abbiamo visto prima. Ci sono problemi evidentemente tecnici, ma ok, nel frattempo andiamo a vedere quello che... Allora, questo comunque è diciamo tutta una serie di informazioni, di dati satellitari che abbiamo, che sono qui. Ne abbiamo una quantità enorme di dati satellitari. Qua abbiamo i dati relativi al satellite 5P, il Sentinel-5, Sentinel-5P con l'analisi quindi dell'atmosfera, in questo caso analisi del biossido d'azoto. Abbiamo anche tutta una serie di altre informazioni che comunque potete vedere voi qua. Una cosa interessante, abbiamo altri tipi di satelliti. Questo è un satellite, il Black Marble, è un satellite notturno che fornisce informazioni sulla luminosità delle aree varie. Come vedete la nostra è molto molto luminosa. Abbiamo la possibilità di analizzare il terreno, di analizzare anche la qualità delle acque. La qualità delle acque attraverso queste informazioni con degli script particolari, analizziamo la qualità delle acque. Questo era un periodo del 16-10 e vediamo che questa colorazione qua è la risposta della clorofilla, delle alghe. Questa qua è un'immagine invece del periodo del lockdown, che adesso dovrebbe comparire. Eccola qua, che sta arrivando. Come vedete, questa informazione compare molto più, le alghe si vedono di più, quindi la torbidità dell'acqua è diminuita durante il periodo del lockdown. Queste sono le informazioni. Scusate. Ecco, altra cosa che volevo farvi vedere, e fra poco finisco, a parte lo spot, l'immagine di spot che sono molto ben visionate. Questa è una green e questa è una normale, sono ad alta risoluzione, eccoli qua, come potete vedere. Un'altra cosa, le novità che possiamo avere invece, ecco cosa si può fare con le immagini. Questo è un data fusion, cioè allora abbiamo una zona nuvolosa e noi dovevamo guardare il nostro Sentinel-2. Quest'area qua c'è una nuvola, quindi con uno script particolare noi andiamo a fondere Sentinel-2 e Sentinel-1 in maniera tale da avere la completezza dell'immagine. Altra cosa che noi molto interessante che andiamo a vedere sono ad esempio dei satelliti radar a 25 cm ad altissima risoluzione, che sono in questo caso l'ICEIE. Ora lo vediamo, ecco qua. Questo è un satellite radar a 25 cm, come potete vedere con un satellite radar vediamo tranquillamente la nave benissimo e anche l'imbarcazione del porto. Questo è il porto di Atene e si vede benissimo.
Ecco, io direi quindi che abbiamo solamente una brevissima cosa da far vedere adesso. Ecco, la Space Debris, vi avevo citato un attimino che cos'è la Space Debris. Insomma, la Space Debris è la spazzatura spaziale. Il problema della Space Debris è che aumenta i costi economici e ci sono delle zone che dovrebbero usare i satelliti e non possono più utilizzarle. Quanti sono i numeri dei nostri satelliti, dell'immondizia spaziale? Allora diciamo che ci sono 34.000 frammenti più larghi di 10 cm, 900.000 frammenti da 1 a 10 cm e 128 milioni di spazzatura tra 1 millimetro e 1 centimetro. Quindi queste spazzature dovrebbero essere eliminate. Perché? Perché può capitare quello che è un caso limite, la sindrome di Kessler, che è uno scenario proposto nel 78 da un consulente della NASA, per cui i detriti spaziali andrebbero praticamente a rigenerarsi in una maniera esponenziale, causando praticamente dei contatti a catena e quindi renderebbe impossibile l'osservazione dello spazio, l'esplorazione dello spazio e l'utilizzo dei satelliti. Ma si può rimuovere la spazzatura? Sì, certamente, perché degli studi della NASA hanno messo in piedi un progetto, il progetto Adrios, NASA ed ESA, il progetto Adrios che è stato messo in piedi, applicato nella missione Clear Skies 1 per andare a recuperare uno stadio del Vega, del lanciatore. E i costi di assicurazione? I costi di assicurazione per i satelliti sono molto alti. Diciamo che per proteggerli abbiamo dei costi per i satelliti geostazionari che vanno dal 5 al 10% della missione. Per quanto riguarda quelli a bassa orbita, che sono la maggior parte quelli che usiamo noi per l'osservazione della Terra, maggiore del 5-10%. Perché questo 5% è maggiore nella bassa orbita? Perché nella bassa orbita troviamo delle particelle, molecole di gas che vanno a modificare l'orbita del satellite e ne danneggiano anche la stessa struttura. Cosa che invece non capita nei geostazionari che stanno ad orbite molto molto più elevate, ai 36 km in su, 36.000 km in su, mentre abbiamo 800 km per quanto riguarda i loro. Io adesso non faccio altro che ringraziare tutto lo staff regionale, Alessandra Moroso, la Monica Isabella Bonaventura, Daglio Brentan e Umberto Trivelloni, e con il prezioso aiuto senz'altro di Carla Spolaon per il webinar. Vi ringrazio tutti e se ci sono domande. Caro Silvano, ti ringrazio per questa presentazione che, come del resto le altre, avrebbe meritato probabilmente molto più tempo, però dico solo due cose velocissime. Avevo anticipato che tu hai sempre delle visioni profetiche, difatti questo aspetto della spazzatura spaziale, delle possibili soluzioni è già un qualcosa forse consolidato solo per gli iniziati, no? È già uno sguardo avanti. Invece in merito alle altre cose che ci hai mostrato, io inviterei tutte le persone che sono collegate ad andare a visitare il portale dedicato appunto ai dati satellitari nella nostra infrastruttura dati territoriali, di modo che vedendoli si può capire meglio le potenzialità e la ricchezza, diciamo, delle diverse informazioni che si possono trovare. Tu ci hai dato in qualche modo un accenno, uno spunto, ma invito tutti ad andare a vedere questi dati che sono liberi. E aggiungo un'ultima cosa, Silvano, credo che in un successivo webinar, per essere precisi, in quello previsto per il 10 marzo, le banche dati di copertura e uso del suolo e monitoraggio del consumo di suolo, siccome si parla anche di realizzazione di banche dati di questo tipo, di cartografie di questo tipo usando dati satellitari, penso sarà opportuno magari richiamare alcune funzionalità del nostro portale, quindi inseriremo probabilmente un piccolo intervento tuo complementare a quanto ci hai illustrato oggi. Per ragioni di tempo, come puoi immaginare Silvano, io passerei immediatamente, risponderemo alle domande in un secondo momento o in occasione del successivo webinar, come appunto dicevo. Intanto ti ringrazio ancora e passo la parola invece al collega anche perché è geologo come me, Luciano Ardigliero della difesa del suolo, che appunto ci parla del monitoraggio attraverso l'interferometria. Prego Luciano. Ok, grazie Umberto, mi associo a tutti i ringraziamenti
delle persone che mi hanno preceduto, perché reputo veramente una bella iniziativa questa, soprattutto per aprire quello che fanno gli uffici regionali a, diciamo, un confronto anche con altri enti pubblici e soprattutto con il privato. Ricordando appunto che l'attività primaria che facciamo è quella di un servizio al pubblico, per cui mi sembra ottimale questa idea che hai avuto. E per non rubare troppo tempo, visto che siamo proprio agli sgoccioli, ho rivoluzionato un po', diciamo, la presentazione. Pensavo, perché c'è un po' una parte, diciamo, di slide e una parte con il portale. Parto subito con il portale, così magari recuperiamo un po' di tempo. Vediamo, sperando che vada tutto bene. Allora, ho detto speriamo che vada tutto bene. Si vede il portale? Tutto bene, Luciano, procedi pure. Ok, allora come ha fatto già vedere Silvano, questa è la pagina di accesso. Nel caso che io vado a esporre, insomma, del servizio che come utenza abbiamo messo in piedi e rendiamo pubblico a tutto il territorio, è quello del WebGIS dei dati PS, Permanent Scatterers, basato sui dati forniti dal satellite Sentinel-1. Quindi troverete appunto una prima pagina dove c'è un minimo di introduzione. Quello che volevo mostrarvi è che ci sono due modi di accedere, uno direttamente al geoportale tramite questo link e uno invece è una pagina un po' più esplicativa fatta dagli uffici della difesa suolo. In questo caso ringrazio molto i colleghi Daniele Piccolo, che sarà dopo di me nella successiva presentazione, e Patrizio Buscemi, che mi hanno dato supporto in questo, e l'Università di Firenze. Dopo ne parlerò più approfonditamente nella rapida sequenza di slide che vado a mostrare. Ora qui passo appunto nella pagina che abbiamo messo a punto. C'è una spiegazione un po' più sostanziosa, ma comunque abbastanza sintetica, di quello che è la tecnologia, di quello che sono i dati che vengono forniti, e in particolare nella parte iniziale ci sono dei warning sull'aggiornamento dei dataset, che come vedremo sono due, e sulle modalità di utilizzo di questo tipo di dato. Allora, andando subito sul geoportale, la pagina viene aperta in questo modo. Vediamo che in visualizzazione c'è subito, vediamo due tematismi. Il primo tematismo che viene visualizzato all'apertura è denominato mappe di sensibilità, per renderci conto un po' la leggenda. Dopo andrò a parlare un po' meglio appunto nella carrellata di slide. Comunque do un breve accenno. Questo sono due layer, due perché abbiamo la regione diciamo divisa sulle traiettorie del satellite in due parti, quindi abbiamo in questo caso due mappe, anzi scusate, in questo caso sono due mappe dovute alla linea, diciamo, di movimento del satellite, quindi in fase ascendente e in fase discendente. Queste due mappe sono due mappe raster e contengono queste 4 classi di percentuali di un coefficiente C che andrò a dire dopo, che praticamente esprime quanto, con le solite scale di colore dal rosso al verde, quanto incide soprattutto l'esposizione dei versanti e la pendenza, quindi tutto l'ambito montano come si può vedere dalla figura, il resto è tutto verde, sulla diciamo, la bontà del dato che poi viene evidenziato attraverso questi altri quattro tematismi. Gli altri 4 tematismi, che sono il dato che appunto viene reso disponibile sul movimento al suolo del terreno, è un po' pesante come dato, quindi ha un po' di difficoltà nell'apertura, però dopo diciamo che il geoportale funziona da questo punto di vista abbastanza bene, riesce velocemente ad andare sul
sull'analisi del dato. Il dato è in questo caso, appunto anche in questo caso qui possiamo aprire la legenda per visualizzarla, un dato di velocità media. Un dato di velocità media che per opportunità di scala di visualizzazione viene in legenda rappresentato appunto da una scala di colore dal blu al rosso passando per il verde, che sarà il dato di stabilità, ed è possibile in questo caso qua andarlo a interrogare con i soliti pulsanti. Quello che viene restituito, vediamo se funziona. Ci sono un po' di problemi nel... Ecco qua, scusate, ho sbagliato io, non è un problema del geoportale. Proviamo ad andare a una scala maggiore. Non riesco a farvi vedere, eccolo qui. Vengono restituiti sostanzialmente 5 campi, oltre al codice del punto che individua il punto univocamente, ci sono questi altri campi. Per ora vi dico solo che il valore che ci interessa è il valore medio di velocità, poi appunto vi andrò a spiegare velocemente il resto. E appunto oltre a visualizzare questo dato è possibile poi scaricarlo completamente o con le altre funzioni a livello di finestra, come è stato fatto vedere in qualche webinar precedente. Detto questo, quello che è da sapere è appunto che nel geoportale, per questioni di opportunità e anche di, diciamo, facilità di consultazione, vengono inseriti questi dati su tutto il territorio regionale, come potete vedere. Adesso io ho acceso solo uno dei tematismi, ma se li accendo tutti, ovviamente tutto il territorio regionale è coperto. Prevale per fortuna nostra la tonalità di verde, che vuol dire aree stabili, però questo dato appunto è fornito su tutto il territorio regionale e in questo caso viene aggiornato trimestralmente e ha la possibilità di visualizzare esclusivamente quel tipo di dato, quindi una velocità media sull'intero periodo di acquisizione dei dati. Invece, per un maggiore dettaglio, appunto ritornando alla pagina dove vengono spiegati un po' questi dati, troviamo il link al geoportale che abbiamo appena visto, ma soprattutto troviamo un link per poter accedere a una repository dove è possibile scaricare. Questa è una politica che abbiamo scelto in linea sia con le politiche europee ma soprattutto la politica regionale. È possibile scaricare diverse documentazioni, tra cui soprattutto il dato completo in formato zip. Adesso ne apro uno. Qui dentro abbiamo i metadati e il dato zip, che è composto, no, in questo caso è un po' difficoltoso aprirlo, comunque è composto da i 4 shapefile che sono appunto un po' pesanti, come vedete 192 mega, però questo dato contiene, vediamo se riesco a farvelo vedere così, direi di sì, contiene, questo è caricato sul software ArcGIS che ho a disposizione in ufficio. È uno shapefile appunto che contiene, oltre ai dati che vedevate prima, quindi codice, velocità media, velocità, deviazione standard della velocità e coerenza, anche per ogni immagine il valore acquisita in quella data. Quindi vedete, qui si parte dal 24 ottobre 2014 e via via si continua fino ad arrivare all'ultimo dato, che in questo caso io ho caricato un dato vecchio, è del 2019. Come possiamo vedere dalla cartella di download, non lo sapevo, è proprio una questione di questa mattina, è stato caricato l'ultimo aggiornamento del dato, che quindi è del 23 febbraio 2021, questo perché il dato, come sempre vi andrò a spiegare adesso velocemente, è aggiornato ogni 12 giorni circa. Quindi abbiamo in sostituzione
questa cartella andrà a sostituire questa e il dato più aggiornato sarà questo scaricabile. Ovviamente ci sono le mappe di visibilità che avete visto prima, che sono i 2 raster, e uno zip con i file di vestizione GIS per poter riprodurre, come avete visto nella GIS che ho aperto prima, la stessa scala di colore come nel geoportale. Cosa importante che qui trovate, e c'è il rimando anche a partire dalla pagina informativa, le linee guida. Appunto, le linee guida sono dentro al portale e suggerisco a chi si approccia o chi utilizza questo dato di leggerle approfonditamente, perché anche quello che sto dicendo viene lì riportato in maniera sintetica ma comunque necessaria per un utilizzo corretto del dato. Ok, allora provo ad andare velocemente a far vedere la presentazione. Ok. Bene, come introduzione appunto io lavoro in difesa del suolo, in particolare nell'unità organizzativa geologia, come diceva Umberto, con lui condivido questa particolarità di essere geologo, e per cui mi occupo principalmente, e ci occupiamo nell'ufficio, principalmente di frane, di movimenti di versante e di dissesto idrogeologico. Quindi l'attività, diciamo, che io posso evidenziare è un po' più sbilanciata verso questa tematica. Comunque abbiamo approfittato, qui leggete i riferimenti, approfittato è un brutto termine, abbiamo, diciamo, colto al volo l'occasione fornita purtroppo dagli effetti della tempesta Vaia, quindi del fenomeno dell'evento meteorologico avvenuto a fine 2018, per poter attivare questa convenzione con l'Università di Firenze, in particolare col Centro per la Protezione Civile, che fa capo al professor Casagli, come ricordava prima Umberto, per poter iniziare questa attività sull'utilizzo dei dati satellitari. Un'attività che come obiettivo ha il monitoraggio geomorfologico in continuo dello scenario deformativo del territorio regionale, proprio perché a seguito di questa tempesta ci sono stati diversi sconvolgimenti negli equilibri morfologici del territorio e con questo strumento il commissario ha pensato bene, insomma, di poter riuscire a tenere sott'occhio per quanto possibile le problematiche che possono essere successive a questo evento. Ovviamente ci sono altre azioni che sono state portate avanti, questa è una di quelle. In particolare gli obiettivi consistono nella produzione di una mappatura delle aree a maggior deformazione, PS mapping, conosciuta in questo modo, e invece in un monitoraggio, appunto, che è un po' l'aspetto innovativo di questa attività su tutto il territorio regionale, conosciuto come PS monitoring. Di questi servizi ce ne sono per ora, così diffusi su tutto il territorio regionale, 3. La Regione Toscana è stata, diciamo, la prima ad attivarla. Nel 2018 la Val d'Aosta, diciamo, pur in maniera un po' diversa, ha provveduto ad attivare anch'essa questo tipo di servizio, e appunto da giugno 2019 siamo partiti come Regione del Veneto. Come potete vedere, i punti che ovviamente cambiano, quindi è un circa, sono 3 milioni di punti che sono disponibili nel territorio veneto, quindi 3 milioni di punti potenzialmente monitorati, un aspetto molto importante. Come dicevo prima, ci sono le 2 geometrie dovute alle orbite del satellite, per cui abbiamo sempre una analisi del dato sulla geometria ascendente e una sulla geometria discendente. Quello che si può ottenere come prodotto, abbiamo visto, sono delle mappe di velocità che vanno a classificare questi singoli permanent scatterers sulla base del valore di una velocità media annua, che è calcolato sulla base di un modello lineare. Come dicevamo prima, la scala di colore va dal blu al rosso, questo in funzione del fatto che questo punto, solidale appunto al territorio, si muova in allontanamento, in avvicinamento al satellite secondo la sua direzione di vista, conosciuta come LOS.
Quello che appunto avete visualizzato come dato è riportato qui sinteticamente. C'è un codice identificativo, c'è una quota del punto che dipende dal demo utilizzato per poter fare le prime lavorazioni, dalla velocità del punto e dalla sua direzione standard con una precisione di 2 mm all'anno, che è il valore per cui viene considerato stabile il punto. Un valore di coerenza che è molto importante perché fa capire quanto la serie si discosta dal modello lineare e quindi quanto è attendibile quel dato. Da 0,8 in su di solito è considerato molto attendibile. Poi ci sono dei valori di spostamento delle singole acquisizioni da satellite che, come dicevo, sono però non visibili nel geoportale ma scaricabili nel dataset completo. Quello che si può fare appunto con questi dati è plottarli su un grafico tempo spostamento e visualizzare il trend di movimento di quelle singole aree. Qui velocemente è stato detto in maniera più diffusa dai precedenti relatori. Volevo solo ho messo questa slide per far vedere quali sono i vantaggi, soprattutto nel caso del dato che stiamo utilizzando. Stiamo parlando di un Sentinel-1 che appunto è diviso in Sentinel-1A e 1B, che sono satelliti gemelli, per cui il tempo di visitazione è di 12 giorni di ognuno, ma a questo punto, siccome sono sfasati, riusciamo ad avere un tempo di visitazione combinato di 6 giorni. Sono entrambi in banda C, altri satelliti come vediamo vanno in banda X e in banda L, e questa particolarità di avere anche altri satelliti più datati e ormai non più in uso come l'ERS, l'Envisat o il Radarsat in banda C, ci dà modo di poter pensare su determinate situazioni del territorio da indagare, di poter avere una serie storica che va, come vedete, dal 1992 ad oggi e soprattutto in continuo, perché il Sentinel-1 continua ad acquisire dati gratis e fruibili. Come tutte le cose ci sono delle limitazioni, delle problematiche. Qui le scorro velocemente per non rubare ulteriore tempo. Comunque sostanzialmente ci sono aree del territorio che non possono essere indagate e comunque la cosa importante è che ci sono alcune, visto il modo di acquisizione, ci sono alcune caratteristiche, soprattutto sulle frane, di movimenti molto veloci o rapidi che non possono essere analizzate con questo tipo di tecnologia. Infatti qui vedete nella scala di classificazione della velocità delle frane i fenomeni franosi che si possono monitorare con questo tipo di tecnologia sono quelli che vanno da estremamente lento a molto lento. Una cosa importante, appunto, come accennavo prima, è rispetto alla linea di vista del satellite, dove questa va a cadere, come il dato va interpretato. Vedete in questo caso qui due differenti situazioni a seconda dell'esposizione dei versanti. Va appunto valutato il dato in un modo un po' diverso. Anche qui bisognerebbe spiegare un po' di più, ma vado velocemente. In un moto puramente verticale, come vedete, queste sono le due linee del satellite, ascendente e discendente. Il vettore di velocità, diciamo, reale praticamente è paragonabile al vettore che viene analizzato con questi due, cioè col satellite in queste due orbite, perché la scomposizione del vettore è la stessa, mentre in altre situazioni vediamo come si riduce e quindi come va interpretata differentemente, appunto attraverso questa tecnica che si chiama scomposizione del vettore, l'analisi del dato. Le mappe di sensibilità, come dicevo prima, sono la base raster di confronto per poter capire quanto è sottostimata la velocità e si basano essenzialmente su questo fattore C che contiene al suo interno l'aspetto di pendenza dei versanti e di esposizione, nonché altri 3 parametri da cui dipende l'orbita del satellite, quindi influiscono a seconda del passaggio della direzione del satellite in maniera più o meno pesante sul dato di velocità che andiamo ad analizzare. Qui una panoramica molto veloce. Come potete vedere i campi di applicazione sono diversi, in particolare per quanto riguarda terremoti e deformazione vulcanica, che sono stati i primi campi di applicazione dell'interferometria radar.
Qui si parla di interferometria radar nuda, cioè in maniera diciamo storica, integrale, insomma, non so come ben definirla, mentre gli altri tipi di applicazione si basano appunto sull'analisi di permanent scatterers, come l'analisi che stiamo facendo sulle frane e che possiamo rendere disponibili. Qui una rapida carrellata anche qui sulle pratiche da evitare. Comunque nelle linee guida trovate un'ampia diciamo, parte dedicata a questo, sulle attenzioni da porre sull'utilizzo di questi dati. Qui ci sono appunto i link. Velocemente, ma veramente velocemente, come dicevo, il progetto per il Veneto si basa su questa analisi di monitoraggio e analisi di... vado veloce, Umberto. Come dicevamo, monitoraggio in continuo soprattutto, che come vedete partendo dal 2019 con questo diciamo, passaggio di 6 giorni dovuto alla combinazione dei due satelliti ci dà questi slot di aggiornamento e dal 2019 luglio ad oggi noi abbiamo questo tipo di attività in regione. Ovviamente è un'attività un po' per noi, anche per gli uffici, un po' sperimentale, per cui stiamo cercando di vedere i primi risultati. Qui la tabella fa vedere diciamo, quali sono i due prodotti, un mapping che è effettivamente un prodotto che però è differito nel tempo, che avviene una volta all'anno e che può dare una valutazione generale su quali siano gli aggiornamenti sui dissesti nel mio caso, ma anche sull'evoluzione del territorio. Mentre il monitoring è un servizio appunto che viene fornito dall'Università di Firenze ed è reale, non è proprio reale perché appunto è near real time, perché è vicino, non possiamo averlo tutti i giorni ma dipende dall'acquisizione e dall'elaborazione del dato, quindi ogni 12 giorni circa, ed è utile per i presidi territoriali per approfondire le tematiche di evoluzione della deformazione del terreno. Qua velocemente c'è un diagramma di flusso delle attività che vengono realizzate, poi le potete guardare. In soldoni, per quanto riguarda il mapping, vengono analizzate, vengono prodotte delle macchine con procedure semiautomatiche, che sono delle aree clusterizzate che si muovono diciamo oltre 10 mm all'anno in certe zone e su queste appunto possiamo andare velocemente a vedere. Un esempio, nella conca di Cortina la conosciamo, abbiamo una frana storica diciamo conosciuta come area di Mortisa, dove ci sono diverse zone, qui sono state evidenziate con i cluster, che si muovono con velocità di questo tipo, quindi millimetri anno molto lente, e queste sono state ben viste da questa prima mappatura. In particolare c'è questa mappatura che dobbiamo analizzare perché esce un po' fuori dalle aree conosciute da noi come frane nel database delle frane e dovremo verificare con, ecco questa è una parte molto importante, tutti questi dati sono un valido aiuto, sono dati molto buoni, però vanno poi confermati e analizzati sul terreno, quindi qui ci sarà da andare a verificare il perché di questa sbordatura diciamo rispetto al conosciuto. E appunto qui si possono poi plottare e vedere le deformazioni. Il monitoring invece, come dicevamo, è una cosa un po' diversa, praticamente rispetto al trend normale di velocità che è dovuto a tutta la serie storica, può essere a un certo punto visibile, e questo avviene anche qui in maniera semiautomatica attraverso degli algoritmi, un trend diverso che può essere, come vediamo in questa raffigurazione, in accelerazione o in decelerazione. In questi casi qua, questi sono dei valori che abbiamo assunto mutuandoli da quelli che sono stati utilizzati al momento nelle altre regioni e che dovremo valutare, di cui dovremo valutare la bontà, però con questo tipo di dato noi abbiamo, diciamo, da parte dell'Università di Firenze dei warning su eventuali situazioni che non sono coerenti con quanto con gli spostamenti che sono conosciuti. E quindi su questi va fatta un'analisi. Dirò che per il primo anno ci sono state 4 situazioni su tutto il territorio che abbiamo dovuto analizzare, quindi
per fortuna non molte. Una di queste riguarda, per chi la conosce, la frana del Tessina e di Lamosano, dove per fortuna conoscendola, abbiamo comunque, oltre a questo tipo di dato, ci sono dei monitoraggi in situ realizzati dal Genio Civile, per cui abbiamo potuto verificare questi spostamenti che in particolare sono avvenuti, questi aumenti particolari sono avvenuti a dicembre 2019 e a gennaio 2020, li abbiamo verificati con i dati del Genio Civile e quindi abbiamo potuto correlare questo tipo di analisi. Da ultimo volevo solo, anche approfittando di quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, in maniera più importante ovviamente, questo tipo di analisi, quindi questa valutazione del ground motion prevede, c'è molto fermento anche su questo, per cui noi come geologia partecipiamo a un tavolo nazionale insieme a ISPRA, dove come user, come utenti, insomma, forniamo indicazioni e riceviamo, insomma, per quanto possibile delle risposte. In questo senso a livello europeo è attiva da quest'anno, cioè è partita l'anno scorso, ma i primi dati si vedranno alla fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, questo European Ground Motion, c'è quindi una sorta di rete europea che va ad analizzare i movimenti del terreno, che è una cosa molto importante, però diciamo come Italia siamo molto più avanti, come avete visto, con i servizi regionali, per cui è un dato di meno dettaglio rispetto a quello che possiamo avere noi. Confidiamo però nell'attività che viene portata avanti dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo, nell'ambito della Space Economy, per poter portare avanti, spero nell'arco di breve tempo, perché dovrebbe partire quest'anno, un'attività che riguarda il Mirror Copernicus, che si affianca appunto al Copernicus e che prevede un'analisi di questo tipo a livello nazionale, quindi che andrà potenzialmente a sostituire questi servizi che come Regione abbiamo il piacere di aver iniziato, diciamo, come insieme a Toscana e Valle d'Aosta come primi. Qua un'immagine così tanto per salutare un po' tutti, per fare un sorriso. Speriamo di vederci in presenza, perché il web ci aiuta molto, però forse dal vivo riusciamo meglio. Mi piaceva questa immagine che è girata nel web, dove Perseverance ha scoperto anche il nostro amico, tra l'altro creato da Carlo Rambaldi, mio concittadino ferrarese, tanti anni fa. Vi saluto. Grazie Luciano, mi associo naturalmente al tuo augurio. Ti ringrazio per la presentazione interessantissima. Io sono un moderatore un po' inefficace, ma non si possono interrompere, tagliare, accorciare interventi di questa portata. Adesso, prima di lasciare meritato spazio all'ultimo ma non ultimo Daniele Piccolo, che ci parlerà anche di un approccio molto interessante, che è quello del supporto alle decisioni, e quindi invito tutti a resistere, insomma, anche se ci stiamo approssimando, no, abbondantemente all'ora di pranzo. Il tempo è poco, Luciano, ci sarebbero moltissime cose da dire sui dati che ci hai illustrato, sul progetto che è in corso. Dico soltanto due cose. Personalmente, ogni volta che vedo un nuovo portale presentato da colleghi, scopro sempre cose nuove, non solo in termini ovviamente nel merito dei contenuti, perché non possiamo essere certo esperti di tutto, ma anche addirittura nelle funzionalità, quindi questo mi fa assolutamente molto piacere. Un'altra cosa sottolineo: hai fatto benissimo a evidenziare come ci sia una ampia possibilità di acquisizione di questi dati da parte dell'utenza, e anche tutta una serie di dati, non soltanto di visualizzazione di mappa, ma anche di download e quant'altro, che è una politica che assolutamente sosteniamo in tutti i modi. A questo proposito aggiungo soltanto due cose. Daniele, scusami, proprio molto velocemente, lo dico adesso per non arrivare proprio ancora alla fine, poi ti lascio tranquillo. Parliamo proprio di Open Data nel prossimo appuntamento del 3 di marzo, che sarà moderato dal collega Luca De Pietro della direzione ICT e agenda digitale della Regione del Veneto, che ringraziamo anche oggi per il supporto logistico, ma anche per tutta quello che riguarda la cogestione, diciamo, degli apparati informatici, compresa l'infrastruttura dati territoriali. Ci sarà per l'appunto Luca De Pietro, il collega Delio Brentan,
Gabriele Ciasullo di Agid e il collega amico Gianni Siletto di Regione Piemonte, che parleranno appunto di open data, di licenze, di temi estremamente interessanti che interessano moltissimo i soggetti pubblici soprattutto, ma naturalmente anche tutti i fruitori dei dati. Questo mi pareva importante richiamarlo. Poi c'è un altro pregio nel prossimo webinar, è quello che non mi vedrete, così almeno cambiamo un po' registro, altrimenti diventa poi alla lunga diventa noiosa la cosa. Ecco, scusa Daniele e anche Luciano se taglio in modo abbastanza drastico il commento sulla tua presentazione. Daniele, se ci vuoi illustrare appunto i tuoi disegni, no, sulla formazione delle politiche, che credo saranno di grande interesse. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Chiedo soltanto se si veda la presentazione. Sì, Daniele, vai tranquillo, tutto ok. Okay. Allora, a me l'onore e l'onore di condurvi al pranzo con qualche argomento di discussione, spero, e qualche suggestione. Andrò veloce, più veloce di quello che pensassi, partendo dalla premessa. Insomma, sono già 160 anni che l'uomo in tutti i modi cerca di fotografare dall'altro il mondo. Andrò molto velocemente. Da Nadar alle prime fotografie aeree su pallone aerostatico, normalmente utilizzate per catascoto, ma poi gli utilizzi bellici o quelli di rilievo del territorio, in questo caso di San Francisco, dopo il terremoto del 1906 attraverso degli aquiloni. Abbiamo utilizzato anche i piccioni per fotografare, salto a piedi pari alla contemporaneità e alla fotografia aerea documentaristica, che in qualche modo ha appassionato e appassiona da qualche anno moltissimi, tutti quelli che cercano in qualche modo di capire e comprendere in che modo il mondo, il nostro mondo globalizzato, va a cambiare. Ma perché dovremmo usare le immagini satellitari nelle vostre decisioni? L'abbiamo visto prima. Per qualche motivo molto semplice, cioè la grande disponibilità di immagini, di strumenti, di informazioni che negli ultimi anni si è moltiplicata grazie a piattaforme, comunità e effettivamente a immagini più o meno libere e gratuite che ci mostrano il mondo ad alta o altissima risoluzione spaziale, ma soprattutto, lo vedremo poi, l'importanza di questo aspetto, ad alta altissima risoluzione temporale. Come diceva prima Silvano, prima proceduto, l'interesse per questo tipo di immagini va anche all'aspetto che non si vede e che amplia di tantissimo la percezione del mondo. Quindi il dato satellitare permette di approcciarsi alle problematiche territoriali in maniera molto più complessa rispetto al passato. E poi, io lo dico da amministrazione, da dipendenti dell'amministrazione pubblica, se non lo facciamo noi, lo farà sicuramente qualcun altro, e quindi vale la pena di non perdere il treno. Ma poi consentitemi anche di dire una cosa, l'hanno già citato i miei precedenti. L'ESA sta andando verso la costruzione la definizione di un modello gemello digitale, un Digital Twin Earth. La replica digitale è un argomento che ormai ha preso piede molto in ambito industriale. Vale la pena di tenerne conto anche per quanto riguarda le politiche territoriali della pubblica amministrazione e non solo, che potrebbero utilizzare, anzi utilizzano l'immagine satellitare assieme a tutta la consistenza mole di big data proveniente da altre fonti come sensori e via dicendo, per creare cosa? Un modello, una replica digitale del terreno. A cosa può servire a noi una replica digitale? Beh, innanzitutto a capire, diciamo, cosa è successo fino adesso, a spiegarlo un po' meno, ma anche a proiettarci verso un futuro, verso che cosa? Quella che viene definita ora da qualche anno una anticipatory governance, cioè una governance che anticipa in qualche modo e prevede i rischi di politiche e di scelte, quindi non guardare soltanto a esperienze storiche, ma
alla costruzione, ma bensì alla costruzione di scenari futuri. Qua salto a piedi pari perché parla diciamo, l'aumento in termini monetari del mercato globale delle tematiche geospaziali, dei prodotti geospaziali. Parleremo di sensori attivi e passivi. Mi immagino che nella platea ci sia gente che non mastichi molto l'immagine satellitare, ma li abbiamo visti fino adesso. Ci sono sostanzialmente due tipi di satelliti che fotografano come noi fotografiamo, diciamo, un paesaggio, dal lato il terreno, altri che inviano le onde elettromagnetiche che, ritornando, come dire, ci consentono di avere delle informazioni di un certo tipo che vedremo. Qui molto velocemente 3 tipologie di immagini satellitari disponibili con risoluzioni temporali e spaziali differenti che ci consentono di avvicinarci sempre più alla Terra e quindi comprenderla sempre di più. Parlo del Landsat lanciato dalla NASA già nel 1984 e che nella sua ultima versione, cioè Landsat 8, consente una risoluzione a 15 metri pixel in pancromat attraverso, diciamo, una trasformazione che ci consente di arrivare a 15 metri pixel nel True Color. Poi il Sentinel-2 di cui ne abbiamo parlato molto, e un altro satellite italiano, e questo è un vanto tutto italiano, che è il satellite Prisma, anche questo distribuito gratis, che consente una rappresentazione a 5 metri al pixel, ma che sostanzialmente, e questo è l'aspetto molto importante che adesso vedremo, ha un numero di bande molto elevato. Si parla quindi di satellite iperspettrali a 30 metri il pixel. Adesso andiamo a capire cosa significa iperspettrale. Sono poi alcune immagini disponibili a pagamento. I prezzi di queste immagini stanno via via diminuendo, quindi, diciamo, anche la pubblica amministrazione potrebbe avvicinarsi facilmente. Parliamo delle Planet, delle Spot e delle Pleiades. Chiaramente, essendo a pagamento, il loro utilizzo va pensato e programmato, rispetto invece a queste immagini che sono disponibili in continuazione gratuitamente. Come ha detto prima Silvano, i satelliti registrano le bande, cioè lo spettro del visibile e dell'invisibile. La combinazione delle bande catturate ci consente di avere una visione del territorio che talvolta come dire, mostra alcune caratteristiche del territorio in maniera migliore rispetto a un'immagine True Color. E questo è un confronto tra bande spaziali, e qua praticamente la differenza tra diciamo, i satelliti multiperspettrali come possono essere il Landsat e il Sentinel, e l'uniperspettrale, ad esempio il Prisma. Nel primo caso, diciamo, ci sono delle finestre cioè delle bande che sono delle finestre ridotte a 10-12, nell'altro caso c'è una quantità di bande che consentono di definire, diciamo, le caratteristiche spettrometriche dell'oggetto, si sta monitorando del suolo, dandogli, diciamo, una firma spettrale, quella che vedete nel grafico a destra, molto più precisa. In questo caso ci sono le firme spettrali di suolo, vegetazione e acqua, e quindi consentono anche, soprattutto a livello, per quanto riguarda, diciamo, le analisi di agricoltura, di monitorare in maniera molto precisa quelle che possono essere le condizioni di stress, come abbiamo visto prima, spiegava prima Silvano, per quanto riguarda l'utilizzo dell'NDVI, ma sostanzialmente tutti i cambiamenti, anche più piccoli, in termini di risposta al clima.
Quindi utilizzando, e qua ritorniamo a Sentinel-2, tutte queste bande non visibili ad occhio umano, noi possiamo definire delle combinazioni di bande e degli indici che ci aiutano a capire il territorio da punti di vista nuovi e inaspettati per certi versi. Prima parlavamo di NDV, hai questa presentazione, ogni tanto varcherà i confini regionali e nazionali. In questo caso praticamente è un time series dell'Africa attraverso l'NDVI, e quindi che mostra in qualche modo come il territorio africano in qualche modo respiri e evidenzia l'avanzamento stagionale del deserto, avanzamento stagionale che i stati in coalizione del sub-sahariani cercano in qualche modo di fermare attraverso quel grande progetto di iniziativa comune che è il Great Green Wall. Ma anche il nostro Veneto può essere monitorato allo stesso modo. Penso che sia abbastanza suggestiva questa immagine che mostra in qualche modo il passare delle stagioni e quindi una vegetazione che diventa ecologicamente, biologicamente più ricca nelle fasi di primavera verso l'estate e in inverno-autunno contrario. Ecco, la possibilità, ad esempio utilizzando Landsat, di avere delle immagini dal 1984 al 2020 e la possibilità di utilizzare piattaforme che riescano a gestire questa grossa mole di dati ci consente di avere rappresentazioni di questo tipo che spiegano in qualche modo, qui siamo a Verona, quadrante Europa e quindi aeroporto di Villafranca, come il territorio è cambiato negli ultimi 35 anni. La visualizzazione in questo caso è una visualizzazione file score che utilizza bande diverse rispetto a quelle del visibile e mostra in maniera più chiara, diciamo, l'espandersi della città e dell'infrastruttura. La stessa cosa si può fare senza l'utilizzo di video, monitorando per anno, diciamo, i cambiamenti nel territorio. In questo caso siamo a Bassano del Grappa, a sud di Bassano del Grappa, e quella linea continua gialla che vedete è la pedemontana. Per quanto riguarda le nostre attività di difesa del suolo è molto importante diciamo, il monitoraggio della creazione dei grandi bacini di illuminazione delle opere infrastrutturali contro il rischio idraulico. Questo diciamo, sono 3 istantanee dello sviluppo del progetto e adesso ci aspettiamo che entri in funzione per poter monitorare anche il suo funzionamento. Questo è un esempio di analisi del dissesto idrogeologico, siamo ad Acquabona e quindi dal 2015 al 2018, quindi dalle prime immagini disponibili per Sentinel-2 fino al 2019, ma abbiamo le immagini anche successive, si può notare in che maniera si è evoluta la frana. Questa è un'immagine di Cortina a gennaio 2021 durante l'emergenza neve, per dire che un aspetto interessante, un utilizzo interessante è quello del controllo della copertura nevolosa e in particolare dello scioglimento della neve, che potrebbe tornare utile per un bilancio idrico nel momento in cui la neve si scioglie, e per anche il monitoraggio di copertura nevosa, soprattutto ad esempio penso alle prossime Olimpiadi di Cortina. Ecco, grazie a Synergize è disponibile da poco questa immagine che io credo sia abbastanza suggestiva del nord Italia attraverso una sequenza di mosaicata di immagini Sentinel-2 che mostra in che maniera va a cambiare diciamo, il territorio e è abbastanza evidente la copertura nevosa.
Un altro aspetto delle nostre analisi ci porta a Doro 2015, e qui abbiamo utilizzato l'Landsat per diciamo, mappare il territorio prima e dopo il tornado. Qui vedete la traccia del tornado che lascia sul territorio, e qui un successivo volo aereo che ci consente di vedere diciamo, ciò che è rimasto della villa veneta, villa storica. Le immagini satellitari possono essere utilizzate in maniera molto efficace per analisi dell'espansione degli incendi. Questo è un caso di incendio molto vasto in California, ma anche qui la stessa immagine, utilizzando bande differenti, può mostrare diciamo, la realtà in maniera diversa. Diciamo che i colori naturali, l'immagine in natural color non risulta meno efficace rispetto all'utilizzo delle bande del vicino infrarosso e dell'infrarosso a onde corte. Questa è una piccola perimetrazione di un incendio avvenuto a Vittorio Veneto. È abbastanza interessante l'utilizzo di tecniche di questo tipo, anche perché spesso gli incendi avvengono in zone non raggiungibili a piedi, quindi la visione dall'alto attraverso l'utilizzo di indici che evidenziano le zone incendiate ci consente, come dire, di mappare l'estensione dell'incendio. Qui siamo a Ponte di Piave durante l'intervento di Baglia. In questo caso si è utilizzato un indice che evidenzia molto bene la presenza di acqua, quindi nel confronto voi vedete come risponde l'indice alla presenza di acqua che aveva invaso il territorio espandendosi dal Piave. Sempre per quanto riguarda analisi storiche, l'utilizzo del Landsat, che è il satellite che con continuità dal 1984 fotografa la Terra, è possibile vedere in che maniera il Piave si sia espanso durante gli anni. Quest'altra analisi credo che sia abbastanza interessante e praticamente mostra la conseguenza del Baia per quanto riguarda la riduzione del bosco. È uno studio che viene fatto a livello globale, sempre attraverso l'utilizzo del Landsat, e mostra tra il 18 e il 20 quanto si sia aperto di copertura forestale. Sempre riferito diciamo, all'evento Vaia, qua praticamente un confronto tra due rilievi nei pressi di Rocca Pietro, in una zona che ha visto una riduzione molto ampia della copertura forestale. Attraverso l'analisi dell'indice NDVI voi vedete che andando verso il basso diciamo, l'immagine diventa molto più gialla e quindi mostra diciamo, oltre alla perdita del bosco anche diciamo, una perdita di chiamiamola ricchezza biologica. Uscendo fuori, e lo faremo qualche altra volta, dai confini nazionali, qualche tempo fa avrete letto nei giornali questo disastro diciamo, chimico che è venuto in Siberia con il travaso di nafta su un corso d'acqua. Anche qui grazie in questo caso al DIAS dei Sentinel Lab è stato facile diciamo, creare questo video che mostra in che maniera si espande la macchia d'olio lungo il corso d'acqua. Sempre fuori dai confini nazionali, questo è un attacco a una zona di estrazione del petrolio, e quindi quello che voglio mostrarvi è che questi strumenti messi a disposizione gratuiti in qualche modo possiamo essere anche consci di quello che succede in giro per il mondo e quindi essere diciamo, fruitori diretti diciamo, dell'informazione senza passare attraverso gli organi
stampa. Abbiamo parlato di satellite SAR con Sentinel-1, apertura sintetica. In questo caso stiamo parlando sempre di ventivaglia. Il Sentinel-1 ci viene a supporto quando la copertura nuvolosa non ci consente di avere informazioni da satelliti ottici. I satelliti a radar in qualche modo bucano la copertura nuvolosa e attraverso una analisi sulla risposta radiometrica si riesce a definire le aree allagate o le aree di espansione del fiume automatica. Questa è la stessa applicazione utilizzata per il lago di Corlo, il bacino del Corlo, che mostra in qualche modo in che maniera si riempie durante l'anno. Ecco, un altro utilizzo del SAR abbastanza interessante che ho trovato proprio l'altro giorno e volevo proporvi è questo. Si tratta di una fuoriuscita di petrolio in Nigeria che non si vedrebbe, diciamo, attraverso il Sentinel-2, cioè l'immagine ottica, ma con determinate elaborazioni si vede efficacemente invece con l'immagine radar. Questo penso che sia un'immagine abbastanza successiva. Si tratta di un'analisi fatta con il Sentinel-1, praticamente impilando, diciamo, tutte le riprese degli ultimi 2 o 3 anni che mostrano il traffico navale, sia quello commerciale sia quello turistico, oltre allo stazionamento delle navi, in questo caso mercantili, fuori dalla laguna. Questo è uno spot sulla laguna di Venezia che mostra in che maniera avvenga, quale consistenza possa avere il traffico navale dentro la laguna, e questo mostra cosa è successo durante il lockdown e un anno prima nello stesso periodo. Nell'immagine di sinistra si vedono sia navi mercantili che navi turistiche entrare dentro la laguna, mentre nel periodo del lockdown permangono le presenze delle navi mercantili e non c'è traccia, diciamo, di traffico turistico. Chiaramente si sapeva, però queste immagini possono suggerire e, come dire, stimolare tutti noi sul tema. La stessa cosa l'ho analizzata per quanto riguarda il traffico durante il lockdown e l'anno prima lungo il stretto di Messina, quindi il traffico lungo lo stretto avviene, il traffico di collegamento tra Sicilia e Calabria diminuisce drasticamente. Tenete conto che immagini SAR a elevatissima risoluzione sono già disponibili. Il Sentinel-1 può essere utilizzato anche per catturare, fare una change detection, soprattutto per quanto riguarda diciamo, le culture. Viene utilizzato per l'analisi dopo i terremoti. Questo è quello che ha spiegato prima Luciano. Qualche altra applicazione. Queste applicazioni sono state sviluppate durante un hackathon a cui abbiamo partecipato assieme ai colleghi dell'urbanistica e dei dottorandi di informatica. In questo caso c'è un quadro sinottico che mostra le medie mensili dell'inquinamento di determinati elementi quali il PM10 e il PM2.5, queste però non sono immagini satellitari ma sono dati provenienti dal CAMS, l'European Air Quality Forecast, mentre l'aerosol e il diossido di azoto in realtà sono elaborazioni fatte sul Sentinel-5 che mostrano in qualche modo dopo il lockdown una diminuzione netta. Abbiamo aggiunto
una mappa che mostra la temperatura della superficie al suolo presa da un altro satellite che non ho citato prima, ma che esiste, molto interessante, e che ogni giorno produce output, che è il MODIS, che ci mostra in che maniera, diciamo, la temperatura cambia. Questo per metterlo in relazione al fatto che molti inquinanti derivano dal riscaldamento soprattutto domestico, e che quindi una certa calo degli inquinanti derivava proprio da questo e non dal lockdown. E questa è un'immagine che compara il diossido di azoto, la media mensile nel 2019 e nel 2020, e mostra effettivamente un calo abbastanza netto, diciamo, nei periodi del lockdown, calo che però viene a mancare successivamente, anzi nel dicembre 2020 vediamo una macchia molto più vasta nella pianura padana, quella rossa che vedete in alto a destra. Questo è soltanto per mostrarvi in che maniera i contagi si sono diffusi nell'area in cui il PM10 è molto diffuso. Tenete conto che noi siamo in una zona che ogni tanto presenta una situazione di questo tipo, con una nebbia che si espande dappertutto. Questa è un'altra analisi fatta mettendo in relazione sia il diossido di azoto che una banca dati molto importante, che è quella del GHSLE, con la densità di popolazione sul costruito, che mostra quindi che maniera, diciamo, gli abitanti entrano in contatto, diciamo, con l'inquinante. Questa è un'altra mappa abbastanza interessante. Prima Silvano vi ha mostrato una mappa di luminosità in qualche modo del territorio veneto. Ecco, attraverso quelle mappe là è possibile vedere le anomalie. Ecco, in questo caso in aprile 2020 le anomalie più forti sono nelle aree aeroportuali chiuse al traffico. Questa è anche abbastanza interessante per quanto riguarda le amministrazioni pubblici comunali. È una mappa del land surface temperatura che in qualche modo evidenzia o può evidenziare le isole di calore. In questo caso Padova mostra nella zona industriale, diciamo, le temperature più elevate, mentre laddove c'è il verde si espande, visto che le temperature si abbassano, e quindi potrebbe servire questa analisi per, diciamo, scelte, diciamo, più appropriate da questo punto di vista. Questo è abbastanza interessante ed è un lavoro che abbiamo fatto con i dottorandi Alessandro Torchinovic e Francesco Pelosin, che ci hanno aiutato, diciamo, a calcolare il numero di auto che stazionavano nei parcheggi del gruppo Volkswagen durante il lockdown. Questo è un prodotto dell'hackathon a cui abbiamo partecipato, attraverso un modello di deep learning che ci ha consentito di andare a contare il numero di macchine presenti nei parcheggi della Volkswagen. Analisi sempre su quell'area sono state fatte tenendo conto della risposta di Sentinel-1 di radiazione di ampiezza del Sentinel-1 sull'area di scambio del merci, mostrando una riduzione notevole. Questo è il Copernicus Rapid Mapping, sulla base del quale vorremmo sviluppare una cosa a livello regionale, e questa è un'altra applicazione che utilizza sia il Sentinel-1 quindi allagamenti che il GHSLE, come abbiamo spiegato prima, per monitorare gli effetti di un'alluvione che ovviamente nei nostri territori non sarà mai così vasta, per cui stiamo adattando il metodo. Vi lascio con questa immagine molto suggestiva del mondo che cambia durante l'anno. Ecco, grazie per l'attenzione, spero che siate rimasti fino ad ora. Grazie Daniele, ci hai mostrato tantissime cose
molte le avevamo già condivise in passato, altre non le conoscevo direttamente, hai in poco tempo, relativamente poco tempo, ce ne vorrebbe molto di più, hai fatto vedere un'infinità di possibili applicazioni, molte delle quali stiamo sviluppando all'interno della nostra regione, dei nostri uffici, appunto grazie alle collaborazioni che ci sono fra noi, anche con soggetti esterni, come dicevamo già prima. Però io mi richiamo così a chiusura in qualche modo di questo tuo intervento a un aspetto più di carattere strategico, che immagino sia molto caro anche a te, quando parlavi appunto di modello globale, no? Di gemello digitale. Ecco, questo è un aspetto che forse richiameremo anche in altri webinar, l'importanza e la possibilità di arrivare a modellazioni sempre più accurate, no? Per poter avere modelli anche predittivi e quindi realizzare pianificazioni e programmazioni migliori. Non deve mai farci dimenticare in nessun caso, in nessun contesto, come il modello comunque sia diverso dalla realtà, dal territorio e soprattutto non si deve, come dire, trascendere e andare verso un'osservanza, no? Cieca del modello, insomma, che qualche volta ha creato problemi. Ne parleremo anche quando parleremo di database topografici, magari in un altro webinar. Questo aspetto sicuramente interessante, ci sarebbe molto da dire sulle possibilità, appunto, come accennavi tu, da questi dati, no? Quante cose si possono fare, non solo come singole azioni, ma come integrate in un quadro più ampio, come ad esempio quello che è stato fatto per il quadrante Europa, che prima ci hai mostrato. Non è stato un lavoro fatto soltanto per applicare algoritmi di machine learning, ma è stato inquadrato in un contesto più ampio di pianificazione, insomma, del territorio. E quindi credo queste siano alcune delle molte cose, insomma, che si possono portare via, diciamo, dal tuo intervento. Prima, scusami Daniele, vado in chiusura perché, anzi, ringrazio quelli che sono rimasti collegati fino adesso, siamo comunque più di 200 e mi sembra un ottimo risultato visto l'orario. Prima, in coda all'intervento di Roya Ayati, avevo in qualche maniera impropriamente, insomma, richiamato una citazione di Nixon, che per ragioni abbastanza evidenti non viene ricordato mai, no? Insomma, vista la situazione di disgrazia in cui è incappato, però adesso sono andato a cercarla, ve la leggo. I cinesi usano 2 tratti di pennello per scrivere la parola crisi. Un tratto significa pericolo, l'altro significa opportunità. Ecco, questa è grosso modo la citazione di Nixon, richiamandoci a quello che diceva Roya prima. Ne abbiamo, in qualche modo c'è un collegamento anche con quello che ci ha raccontato Daniele adesso, perché molte analisi le abbiamo fatte, come le ha fatte tantissima altra gente nel mondo, proprio grazie al periodo di lockdown. Quindi nel male c'è stato sicuramente un cambiamento di parametri molto importante che ha consentito in qualche modo di individuare anche metodologie diverse, di affinarle, di fare in qualche modo un testing di molte situazioni. Con questo concludo questa giornata, questo terzo webinar del ciclo, ringraziando di nuovo tutti coloro i quali si sono connessi con questa iniziativa e naturalmente prima ancora i relatori numerosi, molto qualificati, che ci hanno esposto delle illustrazioni estremamente interessanti. Li ringrazio ancora e l'augurio a tutti di rivederci presto. Grazie e buona giornata.